possesso di al di là. Questa giostra prepotente non mi vede e non mi sente, dove va? Non c'è trucco ma c'è inganno, l'uomo nero e l'uomo bianco si amano. Professionisti di mestiere che solo per il bene sparano. Ci si salva solo quando la casa sta bruciando, quando l'acqua è alla gola, non è chiara e non profuma. Ci si salva solo quando la casa sta bruciando, la casa sta bruciando. Far vedere che soffriamo da morire, cedere. Tutto bene la risposta, ma la verità è opposta, illudere. Mi sostenta quasi tutto, la vita pure il lutto, affittasi. Chi più mente meno spende, è guerra tra la gente, poveri. Ci si salva solo quando la casa sta bruciando, quando l'acqua è alla gola, non è chiara e non profuma. Ci si salva solo quando la casa sta bruciando, la casa sta bruciando. La casa sta bruciando. La casa brucia, questa bellissima canzone di Lorenzo Cittadini. La casa sta bruciando è il titolo esatto, perché ne parleremo questa mattina con due ospiti veramente graditi. Abbiamo da Codogna Roberto Bet, consigliere Lega Regione Veneto. Grazie Bet di essere qui con noi. Guardi chi c'è vicino a me. Penso lo conosca, Damiano Gottardello, buongiorno. Consigliere comunale a Vigonza di Fratelli d'Italia. Allora sentiremo questa mattina quale casa sta bruciando, se sta bruciando o se solo ha preso fuoco e poi con gli estintori politici si fermerà. Allora io inizierei proprio da
Roberto Bet. Io intanto devo congratularmi con la sua gentile metà, questa signora meravigliosa che è sindaca di Codogna, è una persona fantastica, glielo dico io, se a casa non lo sanno, è la moglie di Roberto Bet, ma veramente ha avuto un successo ed è stata veramente applaudita per il coraggio che ha di dire la verità. Ecco, questa verità che, scusa Bet, ma molti della Lega non ce l'hanno. Hanno paura di aprire la bocca, hanno paura, cioè bisogna dire robe come che sta, per paura di perdere la poltrona molti, allora silenzio assoluto. Altri invece hanno il coraggio di dire la verità, ma è una verità che arriva un po' tardi, Bet, perché le cose si sapevano anche tempo fa, ma non c'erano le elezioni e perciò sì, era tutto tranquillo. Cosa sta succedendo? Allora la casa sta bruciando, Bet, la casa della Lega? Allora, la Lega è un partito che ha una grande capacità di dibattito sia interno che esterno, perché noi siamo, come dire, rappresentativi di un territorio. Il nostro obiettivo è quello di diventare sindacato un giorno di tutto il Veneto e di rappresentare anche tutte le anime venete. Abbiamo questa aspirazione di rappresentanza e di difesa degli interessi del territorio, e all'interno della difesa di questi interessi poi ci sono modalità diverse con cui arrivare all'obiettivo, e qui ci sono le posizioni diverse che all'interno del nostro partito si sono espresse. Lei fa riferimento al caso di Tony Da Re, immagino? Ma uno dei tanti casi, perché li abbiamo visti anche in passato, no, perché siccome casi, sui giornali... non è che sia l'unico. Ok, no, perché oggi sui giornali parlano dell'europarlamentare Tony Da Re, quindi pensavo che fosse un riferimento particolare. No, in generale, okay, mai sul personale, sempre in generale, la Mirella. Ok, allora io dico questo, io sono impegnato in regione e siamo un gruppo consigliare molto forte e molto numeroso, e ogni giorno noi lavoriamo per portare a casa provvedimenti, leggi e iniziative che vadano a favore dei veneti. E devo dirvi che dalla finestra, diciamo, del Palazzo Ferrofini, quindi dal Consiglio regionale, io sinceramente al nostro interno tutte queste divisioni non le sento. Siamo un gruppo molto compatto che lavora sugli obiettivi. Il nostro maestro e guida si chiama Luca Zaia, e noi con questo modello di governo cerchiamo di dare risposte quotidiane ai cittadini. Poi c'è, come vedete sui giornali, una quotidiana tensione, perché giustamente la politica è fatta di conquista del potere e ogni partito gioca le sue carte. Noi abbiamo anche noi al nostro interno tante persone che giustamente aspirano e fanno le loro battaglie, però ecco, ricondurrei tutto ai contenuti e agli ideali. Ecco, io voglio dirlo anche pubblicamente: la Lega i propri ideali, almeno qui in Veneto, non li ha mai negati, non ha mai rinnegato la battaglia per il federalismo, non ha mai rinnegato le battaglie per l'autonomia, per la gestione dei soldi a casa propria, per una gestione onesta della pubblica amministrazione, per una capacità di essere sul pezzo su tanti temi come la digitalizzazione, piuttosto che la sostenibilità ambientale, piuttosto che la pianificazione del territorio. Noi pensi che siamo una delle poche regioni che sta lavorando per fare un testo unico dell'edilizia, cioè stiamo mettendo in riga tutte le norme sulla materia urbanistica e edilizia. Io sono in seconda commissione e tra poco andremo a fare un riordino globale di una materia molto complessa, una sfida enorme che però noi stiamo facendo, magari in silenzio, di queste cose non se ne parla molto, però la stiamo facendo. Io sono un promotore di una legge regionale che sta cercando di intercettare tutti gli investimenti in materia ambientale e sociale che le imprese sempre più dovranno fare nel nostro territorio, per fare in modo che vadano incontro alle esigenze dei comuni e che quindi questi investimenti vengano atterrati in progetti di interesse comunale, in progetti, come si dice, di beneficio comune. Stiamo lavorando su un sacco di fronti, gli ATS sul sociale, la nuova riorganizzazione di tutto il mondo sociale, di tutti i servizi sociali che oggi fanno capo ai comuni, verranno messi in un'organizzazione più complessa di livello territoriale, sovracomunale, coinvolgendo tanti attori del territorio
e mettendo le basi, le fondamenta di una visione diversa e innovativa della gestione dei servizi sociali in un mondo che sta cambiando, in un Però Veneto che Beth, sta mi diventando scusi, ma sempre allora più glielo anziano. dico, visto che ha tirato in ballo questo, che è giusto che anche a casa sappiano come funzionano le cose. Allora, io ho un'associazione con un direttivo formato da 7 soci. Mi arriva dall'azienda Zero una comunicazione che c'è la possibilità, ecco, di inserirsi su un contesto molto importante per parlare di malattie, anche malattie rare importanti, e io mi iscrivo. Mi iscrivo e poi mi arriva la risposta che nel mio RUNS risulta che io ho 7 soci e minimo ce ne vuole 10. Se non hai 10 soci non puoi far parte di questo meccanismo molto importante. Perché l'avevo fatto? Non per Mirella, ma siccome ho una volontaria che si occupa di questo ed è una voce importante, è una voce che può dare il suo contributo, perché noi abbiamo bisogno non di numeri, ma di persone che sanno, che vogliono anche loro dare un contributo. Mi è stato risposto che non posso partecipare e mandare questa volontaria perché non fa parte dei soci. Cioè, Beth, allora, scusa Beth, visto che stiamo parlando di organizzare, andiamo avanti con i numeri o vogliamo andare avanti con le persone che hanno voglia di metterci del proprio, di dare un proprio contributo, di persone competenti? Se poi tutta questa riorganizzazione risulta solo che contano i numeri, io non ci sto proprio, Beth. Non ci sto proprio. Allora, mi scusi Mirella, se gliel'ò detto, ma siccome è successo bene. ieri... Allora, ecco. perfetto. Questa allora è diventata una televisione di servizio, perché anche l'ultima volta sono arrivate delle telefonate, abbiamo preso in mano in carico una pratica Esatto. insomma una situazione un po' particolare, la stiamo cercando di sbrogliare la matassa. In quel caso è un po' complicata, ma siamo sul pezzo e ti dico, sì, ti aggiorno che ci stiamo sì, per quello lavorando. lo faccio. No, e quindi mi fa piacere partecipare alla tua trasmissione perché sei molto concreta e vai sui problemi proprio di dettaglio, no? Allora io ovviamente in questo momento non so darti una risposta perché di questo caso ovviamente vengo a conoscerlo adesso, però ecco, io sono tra l'altro sto portando avanti un progetto mio di visione della politica e soprattutto del ruolo degli amministratori con un progetto che si chiama La Regione a portata di mano. E io sto raccogliendo attraverso i social, il mio profilo personale, tutte situazioni magari piccole, di dettaglio, magari cose che possono sembrare banali, tipo questa, l'impossibilità di partecipare a un evento, a un convegno, da quello che ho capito, a un tavolo, perché mancano 2 soci e quindi diventa un criterio di selezione di un'associazione. Prendo in mano queste cose e poi le sbroglio e porto delle soluzioni e cerco di andare al dunque, perché poi nella vita quotidiana spesso io vedo, da quando sono stato eletto consigliere regionale, avrò seguito un centinaio di casi, forse anche di più, adesso ne ho perso anche il conto. A volte basta veramente poco, la pubblica amministrazione, le nostre istituzioni a volte si impiantano su delle cose magari di dettaglio, delle situazioni che magari potrebbero essere risolte con poco, e però ci vuole qualcuno che spinga e che segua la cosa, che la prenda in mano e che richiami un po' tutti alla propria responsabilità, anche e soprattutto dal punto di vista dei dipendenti della pubblica amministrazione, insomma di chi poi i servizi deve svolgere per arrivare a dei risultati. Quindi ecco, il tuo modello di televisione abbraccia pienamente il mio modello di gestione dell'impegno politico. L'importante però è risolvere la questione, perché certo, a parole certo. Beth, è facile, ma poi io vorrei capire, ma c'è la mia mail di risposta che dico che non trovo giusto che guardino il numero e non la competenza della persona che avrebbe partecipato a questo tavolo, che non era sicuro la Mirella, perché io non posso fare tutto e non so tutto, ma ho tante persone brave che in questa squadra enorme di grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta, che veramente potrebbero dare un contributo, perché sono nel pezzo, Vabbè, detto questo andiamo a sentire Rinaldo, signor Rinaldo va a beversi il caffè. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mi fa proprio piacere che sia uno della Lega. Volevo dire, ma di quale Lega stiamo parlando? Della Lega Veneta o della Lega Lombarda?
perché gli altri veneti con la Lombardia non abbiamo niente a che fare. E Liga abbiamo Veneta. già il Veneto, oh, bravo, cademo Salvini che va al suo paese intanto e dopo vi dico per l'autonomia, se 8 anni che aspettiamo, se tutte le robe che hai da fare, con tutta la buona volontà che non hai capito, faccio questo, faccio quello, aspettiamo un altri 10 anni, io non ne sarò più, vi ringrazio comunque per la passione che avete. Le robe va fatte subito. Dai Rinaldo, fra 10 anni te che sia ancora, te che mi sento io 50 anni, dai. Penso di sì, te lo voglio dire. E allora che ne tanti che bravi. Allora, gli hanno mandato via da lei, perché che ha risposto ma sul partito, i camarati dicono di dire la sua opinione, non so, allora, ma è che non c'è mai stata così, è la Veneta. E noi altri non abbiamo da rendere conto di nessuno, siamo veneti. No, anche a Passo Ferrofini, che volevano in Passo Ferrofini 20 anni fa, pensate. Vabbè. Insomma, non siamo serenissima, i veneti qua, non abbiamo da spartire niente con nessuno, abbiamo già dato gli altri, dal 1500 adesso, abbiamo già dato. Perché nel 1500 a Roma c'era 100 tipografie, a Milano 100 e a Venezia 300. Dunque cosa vuol dire? Che la cultura abbiamo divulgata noi altri, i più grandi pittori, i più grandi architetti, tutto più grande. Abbiamo già fatto. Dai Rinaldo, se no dopo mi dice che a te ti do massa spazio e che altri manco, dai. Fortuna agli altri della Lega, ma se andiamo avanti così non ne sarà più neanche uno. Grazie al nostro Rinaldo con le sue riflessioni mattutini come altri. Il popolo che parla, Bette, qui avete il popolo che parla. Dove trovate un popolo che parla così? E rispettoso soprattutto. Io devo fare i complimenti perché ci guardano dappertutto, perfino dall'estero, ma sono di un rispettoso, dicono quello che pensano, ma nel rispetto, come vuole la Mirella. Allora, sentiamo cosa ne pensa invece il nostro Damiano Gottardello, consigliere comunale a Vigonza di Fratelli d'Italia, ma è stato anche sindaco, delle parole che ha sentito anche di Roberto Bette. Beh, allora, intanto buongiorno a tutti i telespettatori e credo che i complimenti siano, come si può dire, un atto dovuto, perché la Mirella ha da parte mia un'ammirazione incredibile, non soltanto per la trasmissione, ma per quello che fa nel sociale, e chi la conosce sa quanta anima ci mette in quello che fa. Sì, vedi io qualche duni, dottor Leo. E la porta, e questa modalità la porta anche a essere, come si può dire, attenta a quelle che sono le evoluzioni della politica. Purtroppo, e uso questa considerazione a cuore, come si può dire, non contento, stiamo vivendo un periodo in cui c'è un passaggio di sensibilità da parte della Lega che non è sicuramente fra i migliori del periodo Lega. Cosa voglio dire? Il consigliere Betti parlava prima, stiamo facendo tante cose nel sociale e dico, abbiamo perso tanto tempo per fare delle cose che potevano essere fatte. Sono tanti anni che la Lega ha, come si può dire, la maggioranza assoluta in Veneto e dobbiamo anche sapere che il bilancio della Regione Veneto è per l'80% sanità e sociale. La situazione delle nostre ASL e del nostro sociale non è particolarmente ottima. Quello che è stato fatto negli ultimi anni, o meglio non è stato fatto negli ultimi anni, ci ha portato ad andare indietro. Credo sia sotto gli occhi di tutti la situazione connessa alle liste d'attesa, alle problematiche connesse ai servizi che vengono chiesti ai nostri sistemi del sociale. Purtroppo soffriamo di come si può dire, abbiamo lasciato indietro tante cose che purtroppo oggi stiamo pagando. Le risorse non sono infinite, ma vanno, e proprio per questo vanno gestite in una certa maniera. La Lega in questo momento sta, e qua non voglio, come si può dire, è sempre facile parlare dei difetti degli altri, però un dato politico, come si può dire, è un dato oggettivo. Sta ragionando come se avesse ancora l'esercito degli elettori alle spalle che aveva qualche anno fa. Dopo le elezioni europee
avremo, come si può dire, una nuova mappatura di quello che è la rappresentanza che oggi anche in Regione Veneto, questo gruppo di potere che ha la Lega oggi rappresenta. Purtroppo abbiamo perso, e io sono un cittadino del Veneto, quindi uso un plurale maiestatico, abbiamo perso un'opportunità grande nel dare come si può dire, un Veneto con delle infrastrutture e un'organizzazione per il futuro che oggi facciamo fatica a dare perché siamo in ritardo. Abbiamo Nadia, se non mi cade la linea, poi continuiamo Gottardello. Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al consigliere regionale. Allora, mio marito abbiamo fatto la visita per invalidità, è stata riconosciuta la legge 104. Ma perché quando viene riconosciuta la legge 104 non danno tutta la lista delle esenzioni che si può avere? Ho dovuto venire a casa, guardarmi sul telefonino, che mi arrangio un po', per vedere le esenzioni. C'è un sacco di esenzioni, però nessuno mi ha mai detto niente. Allora, queste cose dovrebbero essere, non so, signora, lei ha queste possibilità, dopo sta a me decidere quali esenzioni posso essere, come il bollo della macchina. Dopo ho letto anche degli sconti sulle bollette della luce e del gas, sugli elettrodomestici. Dovrebbero fare un elenco di quello che hai diritto. Perché qua invece di semplificare non è una semplificazione. Adesso sono andata all'ACI per avere il bollo, no, mi dice che l'ACI non lo fanno, lo fa la regione. Insomma, anche questa gente mandarla avanti e indietro, insomma, cosa ne pensa? Grazie, arrivederci e buona giornata. Come sempre la nostra Nadia è nel pezzo, nel senso che condivido in pieno quello che dice, molte cose non si sanno eppure spettano di diritto. Ecco, c'è una burocrazia elefantesca, però quello che dovrebbe esserci non si sa, e per fortuna che Nadia è in grado anche di gestire, come ha detto lei, qualcosa, Gottardello, mi arrangio. Però non dovrebbe girare così, ha ragione perfettamente, prego. Purtroppo la burocrazia in Italia è ad appannaggio di un sistema di potere spesso autoreferenziato dei dirigenti pubblici e di una casta che dovrebbe essere, e uso il condizionale, gestita dal potere del popolo e della politica. Se la politica perde questa capacità di intervenire e quindi guidare e indirizzare la burocrazia, abbiamo queste situazioni e oggi purtroppo, e qua torniamo sempre sul problema di chi oggi amministra, la Lega sta passando un periodo molto difficile. Lo vediamo dal punto di vista proprio delle uscite che in questo momento qua stanno avvenendo all'interno anche di personaggi storici. Io l'altra sera ero in trasmissione con una signora che si chiama Wanda Pellizzari, che è una leader storica della Lega di Padova, bravissima signora che si è sempre impegnata nel sociale, lo fa tuttora, ma è uscita non per una questione di posti al sole come spesso si chiede, ma perché non si riconosce più in quella che è la nuova Lega con riferimento a Salvini. I veneti hanno sempre avuto una modalità di porsi molto attenta al sociale e alle problematiche delle famiglie. La nuova Lega, dopodiché devono dire è facile criticare in casa degli altri, ma visto che la trasmissione di oggi è La casa brucia, la nuova Lega è più, come si può dire, concentrata su un sistema centrale a Roma che su un territoriale, e lo vediamo che sta perdendo voti soprattutto fra gli imprenditori. Andiamo a vedere proprio questo servizio che avevamo preparato proprio di Wanda Pellizzari che lascia la Lega. Andiamo a sentire, poi sentiamo i commenti di Roberto Betta. Neanche lo sapevo che aveva il servizio. C'era il servizio. Prima di prendere questa decisione ho riflettuto a lungo, molto a lungo,
come ho scritto nel post, è sofferta, però dovevo farlo, non mi ci ritrovo più in questa Lega. Non è stato un passo facile, non lo nega Wanda Pellizzari, uno dei volti della Lega a Padova, perché dietro il suo sorriso aperto si nasconde una leonessa, come il suo segno zodiacale. Consigliera comunale per 2 mandati nella lista Bitonci, dal 2014 al 2016 e dal 2017 al 2022, Wanda Pellizzari è la voce dei commercianti del centro città. Dopo aver rinnovato la tessera per il 2024, ha deciso e firmato le sue dimissioni. Un grande amore il suo, racconta. Ho fatto migliaia di banchetti, credo che sulla colonna di Piazza dei Frutti mi metteranno una targa per quanti banchetti ho fatto. Ho raccolto migliaia di firme, sono stata anche nominata da una persona che conta la detentrice del maggior numero di firme raccolte, perché quando c'era bisogno di raccogliere le firme i cittadini manco mi chiedevano, perché chiedevo la loro firma, tanta era la loro fiducia, per cui tanto ho camminato, tanto, ho fatto banchetti, ho fatto la donna sandwich, ci ho sempre creduto, ci ho creduto tanto nella Lega. Adesso che cosa è che non la convince più? Quali sono le cose che l'hanno convinta a fare questo passo? Manca, a mio giudizio, lo stare insieme, il parlare, il trasmettere quelle che sono le idee, le opinioni, i programmi. Ha lottato anche nell'ultimo anno e mezzo, quando la Lega Veneta monolitica aveva presentato più di qualche crepa il congresso provinciale del 2022, l'elezione di Alberto Stefani a segretario regionale con l'assenza di Roberto Marcato, l'ingresso in Forza Italia di un altro storico militante, Fabrizio Boron. Tanti cittadini che le hanno fatto sentire la loro solidarietà, silenzio dei vertici del partito, almeno per ora. Altri partiti alla finestra? Non ho bisogno di passare in altri partiti, io resto sempre Wanda Pellizzari, addirittura mi è stato detto non serve dire Wanda Pellizzari, basta dire solo Wanda, e questo non l'ho detto io, ma me lo dicono gli altri, quindi io ce l'ho il mio lavoro. Allora abbiamo Paolo da Venezia in linea, poi andiamo in pubblicità. Vai Paolo. Ciao, buongiorno a tutti quanti, lei e anche i suoi ospiti. Allora, io la politica mi ha fatto schifo, mi ha schifato adesso la politica, veramente proprio in tutto. Abbiamo un governatore, Luca Zaia, che è una brava persona, un ottimo presidente. Dovete lasciare quello là, Luca Zaia come presidente nostro della regione Veneto. Non abbiamo altri bisogno di altre cose, abbiamo bisogno solo di lui. Comunque a me la politica mi ha fatto schifo. Sono un dipendente pubblico, io è 2 anni che sono in pensione, mi ho dovuto prendermi la liquidazione lasciando giù soldi per avere la mia liquidazione. Nessuno ha mai mosso un dito, avevamo dei diritti, ce l'hanno levato. Io non ci credo più alla politica, purtroppo, ma dovete lasciare Luca Zaia come governatore. Abbiamo sentito anche, grazie Paolo, la riflessione di Paolo. Allora, prima di rispondere, che meritano risposte queste persone che chiamano, andiamo in pubblicità. Siamo con Roberto Bet, consigliere Lega Regione Veneto, e con Damiano Gottardello, consigliere Comune di Vigonza, Fratelli d'Italia. Allora Bet, cosa rispondiamo sia al nostro Paolo da Venezia, ma anche alle parole di Gottardello, ma anche a quello che ha detto Wanda Pellizzari? Ecco, la mia domanda è anche questo, ma mi scusi Bet, un segretario che fa il segretario, se è nel pezzo, si farà la domanda: ma come mai dal 35% e oltre che ero sono arrivato all'8%? Cioè, capisci che c'è qualcosa che non funziona, perché vuol dire una marea di voti persi. Cioè, ti porrà il problema come posso rimediare, perché dalle persone intervistate che fanno parte della Lega dicono: ma io non ho mai ricevuto una telefonata, io non so neppure, ecco, qual è il progetto. Ecco, cosa risponde? Ci sarà un perché che qualcuno deve chiedersi come mai la Lega ha perso tutto questo potere di numeri? Sì, allora, la Lega in questo momento sta vivendo una situazione un po' difficile, però c'è da dire anche la verità. E la verità è che la Lega Veneta, il suo progetto politico non lo ha cambiato.
non ci sono stati stravolgimenti. Il nostro obiettivo per l'autonomia, che è la grande battaglia, continuiamo a farla. Qualcuno dirà stiamo andando lunghi. Certo che stiamo andando lunghi. Abbiamo avuto 4-5 governi fino adesso, dal 2017, in cui c'è stato il famoso referendum, che non è che sono stati proprio amici dell'autonomia. Oggi anche all'interno del nostro governo stiamo facendo una battaglia forte per fare in modo che questo processo autonomistico arrivi fino in fondo e il percorso si chiuda. Abbiamo un ministro che si chiama Calderoli, che è un ministro della Lega, che ha questo obiettivo. E quindi diciamo che dal punto di vista dei contenuti, secondo me non è che che la Lega ha stravolto i suoi obiettivi e siamo di fronte a una Lega diversa rispetto a quella di 5-10 anni fa. Siamo una Lega che è al governo, che soffre anche il fatto di dover governare, e quindi non è più solo una Lega di lotta, è una Lega in cui deve dare risposte. E qui voglio dare subito delle risposte a Gottardello, all'ospite che ha in studio, che dice ma la sanità non funziona, ci sono problemi, eccetera. Bene, allora, i dati sui livelli essenziali di assistenza d'Italia, quindi di tutte le regioni, dimostrano che la regione del Veneto è una delle migliori. Quindi questa teoria per cui qui in Veneto la sanità e il sociale è tutto male e non funziona, non è una teoria che sta in piedi. Dopo mi dispiace che sia anche un esponente governativo, perché noi governiamo con Fratelli d'Italia in regione, e non mi sembra di aver sentito i colleghi consiglieri regionali o rappresentanti di Fratelli d'Italia in regione esercitare una critica così forte, che mi sarei aspettato magari da un consigliere dell'opposizione nei confronti di una sanità che è comunque tra le migliori d'Italia. Ci sono dei problemi, mancano medici, siamo l'unica regione che ha riorganizzato le aziende sanitarie locali, siamo l'unica regione che ha istituito l'azienda zero, che è stata il miracolo che ci ha permesso di gestire gli acquisti e le forniture e le commesse durante la pandemia. Andate a vedere come hanno gestito quella situazione le altre regioni. Sono andate tutte in crisi. La regione Veneto ha tenuto durante la pandemia. Abbiamo riattivato ospedali, abbiamo dato delle risposte incredibili che altre regioni non sono riuscite a dare. Quindi un po' di merito, scusatemi se mi permetto di dirlo, non possiamo dire che è tutta una critica, è tutto allo sfascio. Certo possiamo migliorare, certo. Ah, è caduto. Allora abbiamo Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io volevo dire, non è solo caduta la sanità, è andata a rotoli, ma sta andando un paese a rotoli. Io ho visto un servizio su un canale, su TG qua a Veneto, più l'hanno detto anche quello nazionale, dove a Mestre c'è un carrozziere che ha subito in un anno 32 furti. Ora io dico, e questo carrozziere si ritrova sempre macchine gaffiate, spaccate, tutto quello che esso sia. Io dico, tutti questi politici che noi paghiamo, la sicurezza non ci pensano ai cittadini. Io dico, questo carrozziere paga le tasse naturalmente e si ritrova sempre con delle persone che entrano nella loro autofficina, spaccano via tutto e fanno di tutto e di più. Quindi noi abbiamo messo un paese, il grande Veneto, che veramente era ricco, ma adesso sta andando sempre alle criminalità organizzate, perché vediamo anche a Mestre vetrine che spaccano. Ora io dico, queste vetrine spaccate, quando sento dire ma sono dei delinquenti, no, queste sono vere criminalità organizzate, perché ricordiamocelo che queste sono gente che magari gli viene a chiedere anche pizzo poi. Ricordiamoci che quando noi pensiamo che in Nord Italia non c'è la vera mafia, ricordiamoci che le grandi mafie vanno dove ci sono i soldi per ripulire i grandi soldi che hanno. Quindi non è che il Veneto o la Lombardia ha meno mafia, anzi secondo me ne ha molto di più, perché le mafie, come ripeto, vanno dove ci sono i soldi. Quindi non dobbiamo sottovalutare questi problemi, perché se no ci ritroviamo qua con delle criminalità che poi è difficile da sconfiggere. E io dico, la politica, dove si trova un carrozziere che subisce 32 furti in un anno, ma dove è la politica?
non dico le forze dell'ordine perché i poverini fanno il loro lavoro, ma se poi la politica, i magistrati li lasciano fuori, queste persone hanno poco da fare nelle forze dell'ordine. Volevo sempre piacere i tuoi ospiti. Certo, Sebastiano, lo sapete, vi faccio rispondere. Grazie. Allora, Gottardello, iniziamo a rispondere sia a Beth che a Sebastiano. Se il consigliere, e sicuramente l'ha fatto, ma magari non ha colto, come si può dire, appieno il valore del mio intervento, io non ho detto che la sanità del Veneto è da buttare, ho detto che abbiamo perso delle grandi opportunità. Perché quali sarebbero le grandi opportunità che abbiamo perso? Di riammodernare. Allora, lei mi dica qual è... Abbiamo fatto una riforma della parlatevi sopra perché sennò non si capisce niente, assolutamente. Di nuove, chiamiamole, iniziative sanitarie infrastrutturali del Veneto, cioè, nuove intendo che siano state progettate da Zaia. Non ce ne sono, cioè, l'ultimo è l'ospedale di Padova. L'ospedale di Padova è una delle operazioni più grandi che abbiamo fatto, la riorganizzazione degli ospedali. No, parlavi sopra perché non si capisce niente a casa. Vuole, allora, l'operazione dell'ospedale di Padova la conosco, prima parla Gottardello e dopo Beth. La conosco molto bene perché l'ho seguita e ho partecipato al tavolo, un'operazione sicuramente di eccellenza, però allo stato attuale siamo ancora indietro, questa è la verità. Nei 10 anni, 20 anni di Zaia, mi dica cosa è stato realizzato. Siamo ancora nella fase progettuale. Allora, anche questa che dovrebbe essere un fiore all'occhiello, anzi sarà un fiore all'occhiello, perché 900 posti letto, 40 sale operatorie, la parte del treno che ci entra, il tram che fra l'altro arriverà anche a Vigonza, la torre della ricerca, è un'operazione bellissima. Ma dopo 20 anni di amministrazione di Zaia, mi dica se questa è, come si può dire, l'operazione complessiva che è stata fatta. Io dico che si poteva fare di più. Dopo è la mia opinione ed è una visione che è condivisibile, penso, con molti cittadini. Che... È poco condivisibile. Vabbè, ascolti, è la mia. Allora, siccome alla fine io credo che... Allora, finiamo, dopo Beth ne do tutto lo spazio per se mi lascia finire, dopodiché... Tutto lo spazio per rispondere. Guardi, io credo che una crisi politica passa anche attraverso la percezione di quello che è la modalità di amministrare. Non è che lo dico io e siccome io non sono uno che capisce le cose, di conseguenza gli altri cittadini la pensano diversamente. Io do voce a quello che è una visione complessiva del territorio e che oggi ci sia forse probabilmente lo comunicate male come Lega, come amministrazione, non lo so, ma sul territorio oggi c'è una percezione che è in linea con quello che sto dando voce io. Questa è la verità. Probabilmente c'è una modalità di comunicazione, e Zaia nel comunicare è sempre stato bravissimo, che non arriva a spiegare alla gente che oggi la sanità nel Veneto è ottima. Diciamo, è vero, abbiamo una buona sanità, ma se non ci fosse stato il Covid e quindi un rallentamento verso quel sistema di modifica che secondo me non era, come si può dire, particolarmente performante, ma lo dico io che sto ai confini dell'impero e che sono uno che probabilmente non sa nulla, però parlo con, come si può dire, la percezione del territorio, questa è la verità. Beth, prego la risposta e rispondiamo anche al nostro Sebastiano D'Abano. Sì, no, vedo adesso che è un esponente del Partito Democratico, quindi capisco adesso... No, del partito, Fratelli d'Italia. No, non so, che lo fanno confusione a casa dopo, Beth. Stia tranquillo, ho un percorso, ho un pedigree... Fermo, se no andiamo avanti, veloce. Prego, Beth. Mi sembra di sentire Zanoni e la Camera, quindi è per quello che scopro oggi che è passato dall'altra parte. Comunque va bene. Io voglio dirvi, ragazzi, la sanità del Veneto è un'eccellenza a livello nazionale. È certo che possiamo migliorare, è certo che dopo la crisi della pandemia dobbiamo recuperare le visite, è certo che dobbiamo recuperare l'assunzione di nuovi medici, la medicina territoriale, i medici di base. Ne mancano oltre 3.000 in Veneto e non per colpa del Veneto, ma per colpa di un'organizzazione delle assunzioni dei medici che con l'università a numero chiuso e con tutta una serie di limiti non possiamo e siamo rimasti limitati nella possibilità di assumere. Magari arrivassero medici, li assumeremo subito. La sanità veneta e l'organizzazione che ci siamo dati permette di fare risparmi, permette di avere risorse che altrimenti non ci sarebbero state. Stiamo specializzando i nostri ospedali, diventando delle eccellenze e quindi abbiamo superato la logica del piccolo ospedale universale che fa tutto sotto casa, ma abbiamo grandi centri ospedalieri che fanno grande specializzazione e che quando il malato viene preso in cura dai migliori medici che hanno le migliori competenze e le migliori risorse e le migliori strutture. Continuiamo a investire
nella tecnologia, investiamo nell'intelligenza artificiale attraverso delle modalità che permetteranno di avere una telemedicina a casa. Siamo all'avanguardia in Veneto sulla medicina e dobbiamo dirle queste cose e le raccontiamo. Certo, poi ci sarà chi aspetta la visita con qualche mese, ci sarà delle situazioni che cercheremo di risolvere, ma siamo qui per questo, ma siamo qui per governare, ma siamo qui per migliorare, ma certo, però dobbiamo anche dire dove siamo e leggere oggi la realtà e fotografarla oggi, non fare facile campagna elettorale e facile consenso. Io non ho questo approccio, ho un approccio totalmente diverso. Senta, Comunque, Bet, lo sa che lo dico quello che vedo, Bet, anche ieri, però tutti i giorni, lei lo sa, io ricevo telefonate. Sa quella? Ieri avevo il direttore della Banca degli Occhi, il dottor Ponzin, e si parlava di queste liste d'attesa enormi. Allora, visto che avete, secondo me, tutta la politica ha puntato troppo sulle infrastrutture, sulla tecnologia, ma se dopo non ho il personale, Bet, se non ho il medico, se non ho l'infermiere, chi se ne frega del grande macchinario se non ho quello che lo adopera? Cosa me ne faccio dell'infrastruttura? Allora, io dico sempre, Bet, che non mi può fregare di meno di avere il letto d'oro. Io voglio che mi curi un bravo medico e un bravo infermiere e noi non abbiamo più queste persone. Io ho anziani, e qua li dico la proposta che ho fatto ieri anche davanti al direttor Ponzin, che abbiamo diversamente giovani, come li chiamo io, di 85, 87 anni, 90 anni, che stanno aspettando una visita oculistica e devono aspettare 2 anni. Ma perché non facciamo delle corsie preferenziali per queste figure che hanno dato tanto, che lei lo sa che lo dico sempre, se siamo diventati così grandi e belli e per il loro lavoro, il loro sacrificio, tutto quello che ci hanno dato? Perché non facciamo delle corsie preferenziali per queste persone? Perché è anche pur vero, Bette, dobbiamo dirlo, che se sei appoggiato o politicamente o ai soldi, la visita la fai subito. Allora creiamo un percorso veramente preferenziale per chi ha superato gli 80 anni, gli facciamo fare la visita subito. Non è possibile che un anziano di 92 anni aspetti 2 anni una catarata. Non è giusto, anche se può aspettare, che non è urgente, ma non è giusto. Il rispetto. Prego, Bet. Allora, come hai detto giustamente te, la medicina funziona per emergenza, per necessità, quindi è chiaro come quando si arriva in ospedale ci sono i codici rossi che devono essere presi immediatamente in cura e c'è il codice bianco che magari aspetta qualche ora perché non è in una condizione in cui c'è il rischio vita. Per cui purtroppo la risorsa è unica e dobbiamo gestirla secondo le emergenze. Bene, detto questo, è vero che ci sono delle visite, delle specialità che sono lente nel fornire il servizio. È vero che c'è una sanità privata che va a sopperire queste mancanze e quindi uno, anziché aspettare, ci fa fare la visita e uno dice non è giusto che sia così. Però la sanità veneta, credetemi, sta lavorando, i direttori generali delle varie ASL stanno lavorando alacremente per risolvere e rispondere a questo tipo di esigenze, tant'è che i ritardi nelle visite sono diminuiti, le code si stanno smaltendo dopo la pandemia. Ricordo che per 2 anni tutta una serie di visite sono state bloccate, cioè in ospedale entravano solo quelli malati di Covid e pochi altri, quindi c'è stata veramente una situazione che forse non ci ricordiamo più, abbiamo dimenticato, ma stiamo cercando di recuperare e stiamo cercando di risolvere. Allora, ripeto, possiamo migliorare, ci stiamo provando. Abbiamo la responsabilità e il senso di responsabilità per cercare soluzioni, certo, siamo qui per questo. Abbiamo pochi medici, dobbiamo trovare soluzioni che con pochi medici riescano a fornire lo stesso servizio. Ma voi sapete che la sanità veneta fornisce 80 milioni di prestazioni all'anno e ogni anno, vuoi per la medicina difensiva, vuoi perché siamo più sensibili e più attenti, le prestazioni sanitarie aumentano di un 10-15% in più ogni anno, perché i cittadini chiedono, perché i medici prescrivono, perché aumenta, diciamo, il livello, l'asticella di assistenza a cui siamo abituati e ne pretendiamo ancora di più. Fermo Bette, perché c'è un'altra telefonata, se no cade la linea e siamo anche in chiusura. Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Sì, grazie. No, intanto premetto che io non sono mai stato in nessun partito, quindi non ho preferenze o simpatie a prescindere. E un'altra cosa che mi so per la sanità pubblica che funziona bene e che sia
in tutto il territorio sparsa bene. Allora, l'ufficio del Senato 2 o 3 giorni fa, competenti in materia, che ha fatto una graduatoria, una classifica delle sanità regionali in Italia, no? Le prime 2 che sono in lotta per il primo posto sono quella veneta e quella emiliana, quindi con tutti i limiti che può essere, non si può iniziare un discorso dicendo che in Veneto la sanità sta precipitando, è in tutta Italia che sta precipitando. Ma mi è mossa la telefonata quando ho sentito una frase del tuo ospite in studio, che resta letteralmente: ma dopo 20 anni di Zaia cos'è resta? Beh, mi cascare le braccia, dico, ma sti qua sarebbero gli alleati futuri che dovrebbero conquistare la regione in Veneto e la maggioranza in Europa e a Roma. Cioè, non ho nessuna simpatia per il modo di ragionare romano, centrico, diciamo così, che è Gassolini, ma neanche però tornare al vecchio modo di ragionare romanistico che ha appena perso, tra le altre cose, le elezioni in Sardegna. Cioè, se contro Zaia gli proponi questa mentalità, questa tra virgolette testa romana, mi non vado a votare. Cioè, devi stare attenti qui in Veneto, perché se al posto della gestione regionalistica che non funziona più bene, che ne proponi un'altra vostra, la gente può anche scegliere. Ma se è 7 lettere Zaia e il ritorno di Roma, uno sta anche a casa. Attenzione che Gaviasso, mi non so del centrodestra, non me ne frega nulla, mi so per il giusto nella scelta, ma attenzione che Gavigia ha perso Verona a questo modo di fare e parzialmente anche Vicenza. Cioè, sentire da una persona del Fratelli d'Italia chiedersi: ma dopo 20 anni di Zaia cosa è stato fatto? E dopo 20 anni di MSI, di Alleanza Nazionale dei Fratelli d'Italia, cosa è stato fatto? Cioè, sto modo di ragionare, ma la sia a casa. Molto chiaro Vladimiro, se no non te la fa rispondere ed è giusto la risposta. Grazie Vladimiro, salutiamo anche Rovigo, prego Gottardello. Ma era molto veloce. Guardate, quando dico cos'è rimasto, dico che il dopo Galan, inteso come Galan avrà avuto tanti difetti, però il passante è stato fatto, i nuovi ospedali sono stati fatti, un percorso infrastrutturale del Veneto rispetto a un Veneto prima e un Veneto dopo, questo volevo dire. Cos'è arrivato? È stato lasciato qualcosa per il futuro, inteso come miglioramento. Allora, per chiudere il discorso del ragionamento che non sono del PD, ma comunque se per dire delle cose che, come si può dire, i cittadini mi dicono tutti i giorni devo girare, io alla fine magari mi faccio anche fare un appannaggio, magari mi danno anche un contributo, non è male, insomma. E al di là di questo, io ho una cosa che, come si può dire, mi pesa, che è la questione perché ce l'ho vicino a casa come territorio, è l'ospedale di Campo San Piero. L'ospedale di Campo San Piero ha avuto investimenti per decine e decine di milioni di euro, doveva essere il centro traumatologico del Veneto, ma per una questione di appannaggio politico di una parte che fa riferimento al cerchio magico di Salvini, è stato portato tutto, lo stanno smantellando pezzo su pezzo, portando alla Cittadella, in un ospedale che è fatiscente, non ha spazio, non ha, come si può dire, la potenza e la possibilità di essere utilizzato al meglio come l'ospedale di Campo San Piero, che è stato oggetto di spese incredibili. Fra l'altro, l'ospedale di Campo San Piero era l'eccellenza per gli occhi, perché aveva una delle referenze regionali, l'eccellenza per la mano. E andiamo avanti e lo stanno smantellando per una questione puramente di conservazione, chiamiamola di area politica. Posso dire che non sono d'accordo? Non sono d'accordo. Non è d'accordo, anche se una certa Lega vorrebbe anche fare l'alleanza col PD-Bet, perciò non è mai detto mai dire mai niente in politica, non si sa mai. Guardi, in politica mai dire mai, solo che ci sono dei punti fermi su cui non si può non si può transigere. Allora, io ripeto a tutti, guardate che l'impegno di Zaia sulla sanità in questi anni è stato straordinario, sono stati costruiti e si stanno costruendo ospedali, c'è una riorganizzazione che guarda avanti, perché poi se noi non riusciamo a offrire ospedali con alte tecnologie, con alte specializzazioni, non riusciamo neanche a avere medici con alte specializzazioni e con alta professionalità che vengono nella medicina pubblica. Quindi dobbiamo fare un gioco per fare in modo che sia appetibile il primariato, che sia appetibile lavorare in un ospedale pubblico, perché se noi invece
continuiamo a fare ospedali di periferia, negli ospedali di periferia i grandi illuminati non arrivano e non curano i veneti. Dobbiamo pensare a questo. L'obiettivo è curare i veneti, dare risposte veloci e ad alta tecnologia, ad alto servizio ai veneti per salvare la vita e garantire la salute dei veneti. E su questo io credo che siamo assolutamente sul pezzo e stiamo anzi guardando molto oltre rispetto ad alcune visioni che ho sentito fino adesso. Abbiamo Tilly da Ponzano Veneto, vai Tilly. Pronto? Aspetta, sì, sono qua. Prego. Volevo che terminasse il... Prego. E dopodiché il No, tema fermo perché ho forato, devo veramente accorciare, ho forato, sono già fuori ma non importa, vai Tilly. Sei vittima dei comunisti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dire, volevo dire... Non ascoltare la televisione, Tilly, parla il telefono, cosa ha forato? Vai! Aspetta che abbasso la televisione. Grande, mi sveglia Veneti, grande. Sì. Più diretta di così? Ecco, posso parlare? Vai, perché non mi Tilly, capisco. vai. Sì. Volevo dire solo una cosa, che una volta si votava Lega e tutto sta bene, però finché... è sparita. Mirella? Sì, sono qua. Ecco, perché mi è sparito nessun segnale dalla televisione. No, parla il telefono, basta. Posso parlare, sto sveltissima. Ecco, la gente che non vota più Lega e andrà ancora giù, perché oltre che Ponzano conosco una gran zona qua, è solo esclusivamente per Salvini e il suo cerchio magico che si è portato a Roma. Tutto là. La Lega andrà sempre più giù finché ci sarà quella persona là che sta scoppiando dentro quella, cioè lui non sopporta la Meloni, si lo vede lontano 1 chilometro che non regge a quel governo dove è adesso, tutto là. Quanto a Zaia abbiamo bisogno di cambiare aria nuova dal mio punto di vista, però Salvini non è Fedriga. Quella è una persona seria e competente. Metto giù perché qua ho dal televisore nessun segnale. No, ma io ti sento al telefono, non è che ti vediamo, vai. Ecco, solo quello. E dà l'impressione che non sta bene dentro al governo, perché lui da quando è andato su qua Meloni è niente da fare. La Meloni ha voti e lui no. E lui là sta scoppiando. Per cui la Lega, finché non manda via quel personaggio là, i voti li perderà. E con questa vi saluto. Grazie Mirella. Grazie Tilly, salutiamo anche Ponzano Veneto, come vedete chiamano da tutti. Allora, Bet come ci saluta? Ecco, quale commento vuole fare veloce? Io vi saluto con un commento molto veloce, che la Lega in Veneto si chiama Luca Zaia ed è il nostro riferimento ed è il modello di governo sul quale noi stiamo puntando e sul quale noi vorremmo continuare a puntare. E quindi a tutti i delusi, a quelli indecisi o che non hanno capito bene come stanno le cose, sappiate che la Lega continuerà e la Lega Veneta sarà sempre un partito territoriale e difenderà sempre gli interessi dei veneti, al di là dei lombardi, dei romani e del resto del mondo. Grazie a Roberto Bet, consigliere Lega Regione Veneto. Sentiamo anche Damiano Gottardello, consigliere Vigonza Fratelli d'Italia, come commenta e come ci saluta. Intanto mi fa piacere di aver imparato che sono filo comunista, per cui Tovarish da Svidania, al di là della battuta, io credo che entrambi lavoriamo per il bene dei cittadini, dopodiché abbiamo delle visioni diverse, ma credo che come politici abbiamo un punto fisso. Quello che facciamo lo facciamo per portare avanti quello che è il sentire delle persone che ci stanno attorno, per cui lo farò io, lo farà il consigliere regionale e lo fai tu tutti i giorni, per cui grazie e arrivederci. Grazie anche a Damiano Gottardello, grazie ancora, veramente grazie a questi ospiti, ma soprattutto siete fantastici, ma che popolo che abbiamo, ma che popolo, ma che telespettatori e telespettatrici, grandi pubblicità.
Le colline che circondano Verona si sono formate milioni di anni fa. Un processo lungo di deposizione di sedimenti marini, seguito dalla formazione delle montagne. In un mondo in cui gli esseri umani non esistevano ancora. Camminando in alcune valli, anche molto vicine alla città, si può fare un viaggio nel tempo. Noi crediamo che queste bellezze non siano proprietà privata, ma appartengano ad ognuno di noi, siano un bene comune. La Val Borago è un'area ricchissima di biodiversità e nel 2000 è stata dichiarata sito di interesse comunitario insieme all'adiacente Val Galina, grazie al lavoro del professor Sandro Ruffo e del Museo di Storia Naturale di Verona, che per anni ha condotto studi sulla flora e la fauna di questo luogo, creando le basi per la sua tutela. Oggi la conservazione delle colline è diventata una questione europea, come ci racconta il presidente di una delle associazioni ambientaliste più attive a Verona. Nel 1992 l'Unione Europea ha preso una decisione molto importante, ha istituito la Rete Natura 2000. La Rete Natura 2000 è un sistema di aree distribuite su tutto il territorio europeo, di aree dedicate alla salvaguardia della biodiversità. Ci sono due problemi fondamentali. Il primo è quello che riguarda le specie migratorie, sono fondamentalmente gli uccelli, i quali hanno bisogno di avere degli spazi in cui potersi nutrire, in cui potersi riposare e in cui poter nidificare. È fondamentale che questi spazi vengano preservati. Poi c'è un problema che riguarda tutte le specie che sono a rischio estinzione e tutte le specie che sono a rischio estinzione hanno bisogno di un ambiente particolare, si chiama habitat, in cui poter sopravvivere. Se non difendiamo questi habitat perderemo anche le specie. In Italia la Rete Natura 2000 è formata da oltre 2600 siti e la Val Borago è uno dei 130 presenti in Veneto. Si tratta di un piccolo canyon incassato tra pareti a picco alte alcune decine di metri, che si trova al margine meridionale dei Monti Lessini. Confluisce nella valle di Avesa, che rappresenta un tipico paesaggio collinare modellato dal carsismo. Ci siamo rilassati come si doveva fare, perché sì politica, ma dopo dobbiamo anche rilassarci, perché tanto tutti hanno ragione, tutti hanno torto, tutti passano il cerino, però quello che poi paga è sempre il povero cittadino. Perché sono partita con questo bellissimo video che ha portato Mario Spezia, che ho avuto ospite tante volte, che ringrazio? Perché questa mattina abbiamo un ospite graditissimo a Mirella, che è Renzo Trevisin, presidente Ordine Dottori Agronomi, Dottori Forestali di Treviso e del Veneto, che ringrazio veramente di essere qui. Ma ringrazio anche, ma tantissimo, l'avvocato Angelica Giancola, criminologa collegata da Udine. Grazie avvocato di essere qui, poi le spiegherò perché l'ho messa assieme a Renzo Trevisin. Allora, perché parlerò di capitozzature, che vuol dire le cime degli alberi tagliati. E perché? Perché siamo noi donne che ci stanno facendo questo, ci stanno togliendo le chiome, ci stanno distruggendo, molti uomini non riuscendo ancora a capire
il rispetto e la bellezza di questo fiore che siamo noi. Fra poco ci sarà l'8 marzo, festa della donna, non so che festa sarà, abbiamo iniziato il 2024 con 19 femminicidi, pensate che numero abbiamo e siamo i primi di marzo, che fa veramente venire i brividi. Però vorrei partire proprio, di solito parto dalle donne, ma vorrei partire proprio invece questa mattina da Renzo Trevisin. Allora, Presidente, cosa sta succedendo? Noi abbiamo visto questa bellezza della biodiversità, eppure ieri abbiamo visto, anzi manderei anche le immagini di questi larici secolari tagliati per far posto alla pista da bob. Lei ha detto una cosa importantissima: centinaia di alberi a rischio caduta. Troppe potature sbagliate stabilite da chi non ha esperienza nel settore. A Villorba, nel giardino delle elementari di Catena, abbattuti tutti gli esemplari ad alto fusco. Ma cosa sta succedendo, Trevisin? Prego. Intanto grazie Mirella dell'invito e saluto tutti gli spettatori. Tu hai preso spunto dal mio intervento che ho fatto sui quotidiani locali. In realtà il mio intervento partiva da una lettera aperta alle amministrazioni pubbliche e alle amministrazioni comunali per segnalare la necessità di avvalersi di consulenze, di tecnici nell'effettuare le potature degli alberi. Perché se da una parte alcuni interventi che si vedono sulle nostre strade, sulle aree pubbliche, anche su qualche privato, sono fatti pensando di mettere in sicurezza l'albero, in realtà sono fatti capituzzando le piante e non mettendole in sicurezza per il futuro, perché su quelle piante capituzzate, su quei tagli così di dimensioni così elevate, non fa altro che entrare dei parassiti del legno e quindi provocando poi veramente la pericolosità dell'albero, perché quando il legno viene aggredito da parassiti fungini che provocano marciumi del legno, eccetera, i rami che ripartono in prossimità di questo non sono più rami che garantiscono la stabilità, ma sono rami che sono a rischio. Quindi anche dal punto di vista, come posso dire, economico, fare interventi di questo tipo che presuppongono poi di dover intervenire in tempi molto più ravvicinati, non è che facciamo un buon servizio anche alle casse degli enti locali. E poi non tuteliamo effettivamente l'albero. Io ho visto alcune dichiarazioni perché sui social ormai ci sono le dichiarazioni di tutti. Io le chiamo chiacchiere di osteria, si dicevano una volta, no? Dove tutti sanno tutto e invece in realtà dobbiamo avvalerci di chi conosce la fisiologia, di chi conosce la botanica, di chi conosce quelle che sono le esigenze delle piante. Allora, non è che siamo obbligati a potare le piante perché qualcuno dice vanno potate, ma il problema è perché, e quindi nel momento in cui ci si pone una domanda bisogna dare una risposta dal punto di vista tecnico. Se devo fare un intervento su un edificio, non è che mando lì un'impresa e prima farò fare uno studio a un professionista, a un ingegnere, a un architetto, a un tecnico che valuti l'intervento da fare e dopo faccio fare l'intervento. Ecco, quello che manca nel settore pubblico è un po' questo, insomma, e anche nel privato, la condivisione con dei tecnici di quelli che sono degli interventi che vanno fatti in modo razionale. Ci sono delle linee guida a livello europeo sulle potature e che chi si occupa tecnicamente di questo tema conosce bene. È chiaro che nei nostri territori, i nostri comuni quasi mai hanno dei tecnici alle loro dipendenze che abbiano queste conoscenze e quindi dovrebbero avvalersi di chi ha queste conoscenze tecniche. Insomma, i dottori agronomi, i dottori forestali, non è che io voglio fare pubblicità alla nostra categoria, ma voglio fare pubblicità all'interesse collettivo, all'interesse di tutelare effettivamente il nostro patrimonio arboreo, perché cosa lasciamo alle future generazioni? Lasciamo delle aree scoperte?
abbiamo Allora, avuto Trevisin, cosa ne pensa di tutti questi larici tagliati per fare spazio alla pista da bob? Ecco, qualcuno ha detto ma ne pianteremo di nuovi, ma non è la stessa cosa. Noi siamo indignati di questo silenzio anche da parte di chi dovrebbe tutelare, ma l'UNESCO, però fino là poi non si riesce a capire chi deve tutelare, perché spariscono tutti e queste piante meravigliose vengono segate per far posto ancora una volta al cemento. Prego. Su questo c'è poco da dire, nel senso che c'è un commissario straordinario, c'è una società che ha avuto il nulla osta. Purtroppo queste valutazioni non passano attraverso i tecnici, non passano attraverso anche le commissioni comunali commissioni edilizie, commissioni paesaggio. Io ho dei colleghi che sono in commissione a Cortina, ma mi dicevano il progetto non è passato per gli uffici comunali del comune di Cortina, quindi noi non abbiamo potuto esprimere, dare una valutazione, intervenire nel merito. E qui è sotto la luce di tutti, insomma, sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo. Tenete conto che chi potrebbe intervenire è esautorato dall'esprimere una valutazione, perché questo è un progetto... Perché la politica, quella che interessa fare la pista da bob, saprebbe benissimo la risposta che sarebbe no a questo disastro. Ecco, lo dico io, non voglio mettere in imbarazzo di sicuro Trevisin, ma lo dico io che è così. Sanno benissimo, tanto è vero che anche gli ambientalisti non sono minimamente ascoltati e come abbiamo sentito ieri ci sono fiori di competenze all'interno di queste associazioni e Trevisin ha fatto capire che abbiamo veramente anche degli agronomi, degli esperti, veramente esperti anche forestali, ma non si ascoltano. Qualcuno decide perché ha il potere e poi dite che non va cambiato il potere. Come va cambiato il potere? Allora adesso mi rivolgo alla nostra avvocata Angelica Giancola. Allora avvocato, oltre a questo, ha capito perché l'ho messa assieme? Perché questi alberi mi sembrano queste donne che non ci sono più, che prima hanno capitozzato la testa e poi le hanno distrutte, le hanno segate proprio nel vero senso della parola e sono cadute al suolo, ecco, con un tonfo anche forte ma non abbastanza forte da far capire che forse bisogna fare qualcosa in più. Prego avvocata. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Trevisin. Sono perfettamente d'accordo con una frase che ha detto il dottor Trevisin, no? Non mettere in sicurezza per il futuro. È un po' quello che sta capitando, perché ha detto bene Mirella, cioè siamo a 18 donne uccise dall'inizio dell'anno, quindi è un vero e proprio allarme sociale, perché di fronte comunque a delle leggi, no? Che disponiamo, dei provvedimenti, cioè di mezzi ne abbiamo ognuno nel proprio, però nonostante tutto questo i numeri sono troppo alti. E quello che hai detto bene, no? L'8 marzo la festa della donna, ma a me viene un po' da sorridere, nel senso che non è una giornata dove la donna deve essere festeggiata, così come quando c'è la donna uccisa tutti in piazza a fare la fiaccolata, che va bene perché è un modo per star vicino alla famiglia, è un modo per far capire al mondo intero, no, il proprio disprezzo, però non si risolvono così i problemi, cioè i problemi bisogna risolverli all'origine. Quindi in che modo? Se ne sta parlando tanto perché purtroppo la violenza sta aumentando, ma vediamo che sta aumentando soprattutto tra gli adolescenti, perché anche proprio all'interno dei rapporti tra ragazzini devo dirti che questi episodi di violenza si stanno verificando sempre di più. E quello che mi dispiace è come questa violenza poi venga esibita nel mondo social come a voler essere come segno proprio guardate che fighi che siamo, invece in realtà non è così. Mirella, lei sa che io gestisco uno sportello dove a me si rivolgono le donne vittime di violenza. Le devo dire che nell'ultimo periodo a me si sono rivolte ragazze sempre più giovani, non solo, ma anche mamme di ragazze che non sanno veramente dove sbattere la testa.
Perché le dico questo? Perché bisogna proprio partire dalle radici volendo fare un confronto, no? Quindi partire proprio dalle famiglie. È vero, adesso il Ministro dell'Istruzione ha proposto di partire all'interno delle scuole con dei progetti legati al discorso dell'affettività, del rispetto, dell'empatia, però Mirella, se non partiamo dalle radici, cioè dalle famiglie, non faremo tanta strada. E per quanto mi riguarda, ed è un po', veramente sta diventando la mia missione, è importante che ci sia l'unione di più figure professionali, perché io da sola non faccio nulla. Io ho bisogno del supporto delle forze dell'ordine, ho bisogno del supporto degli assistenti sociali, ho bisogno delle strutture dove io posso collocare queste donne e non sentirmi dire no, non ho il posto, perché già è difficile riuscire a convincere una donna a portare avanti una querela, perché lei lo sa, se la donna decide di non andare avanti, io non posso fare nulla, non è un minore dove si procede d'ufficio. Se la donna viene da me perché per tutta una serie di motivi, perché ha paura, perché scatta un po' la sindrome della crocerossina, no? Quando torni a casa e lui ti dice non lo farò mai più, ti chiedo scusa, invece a una violenza ne seguirà sempre un'altra. E poi quello che mi preme dire, lo sto dicendo anche nei progetti che stiamo portando proprio all'interno delle scuole, è che quell'ultimo appuntamento non si va mai, no? La testa tagliata. Eppure si continua, eppure lo sanno, però a mio avviso, avvocato, è come se non si aspettassero, non lo farà mai, cioè neppure ci pensano a questo, perché se solo ci pensassero non andrebbero, ma lontanamente loro pensano che questa persona che è stato il loro compagno, il loro marito anche per tanti anni, possa arrivare a tanto, eppure succede, dovete aprire gli occhi. Abbiamo Adriana da Mestre, poi continuiamo, vai Adriana. Ciao Mirella. Ciao. Sei sempre tanto carina. E niente, io ho 77 anni e c'è un problema, che niente, sopra di me hanno fatto un B&B. Siamo sempre alle solite perché te li vedi spuntare così se non vengono a fare un sondaggio di dire si può fare o non si può fare, perché su un condominio ci sono anche persone anziane. E avere su e giù gente all'1 di notte, alle 3 di notte, poi fanno rumori perché finché non si sistemano, cioè, alla nostra età cosa dobbiamo sopportare? Perché abbiamo fatto sacrifici per comprarci un appartamento, per avere la tranquillità almeno nella vecchiaia, come tutti, perché non è che ho fatto i sacrifici solo io, però ci vorrebbe almeno la tranquillità e la calma. E invece no, fino a mezzanotte grume, ti cammina. No, non hanno mai un paio di ciabatte, chissà poi perché, da poter evitare. Sarà perché io sono una persona tranquilla, ho sempre rispettato tutti, però rispetto va con rispetto. Dai Adriana, dai, non commuoverti, Adriana, perché capisco, guardate che anche questa è violenza, avvocata, anche questa è violenza, è una violenza psicologica che fa male, specialmente a questi diversamente giovani che non hanno armi per difendersi. Prego avvocata, cosa vuole dire alla nostra Adriana? Perché anche questa è violenza, sapete, guardate che fa male, molto male, più la violenza psicologica a volte che quella anche fisica, fanno male tutte e due per carità, però guardate che è molto subdola. Prego avvocata. Ma allora sicuramente nel caso di specie mi fa un po', sono un po' disarmata perché credo che un B&B ovviamente per poter costituirsi abbia chiesto le autorizzazioni e queste autorizzazioni siano state date, però vedi Mirella, qui rientra un po' quello che si diceva prima, no? Il rispetto per gli altri, perché nel momento in cui, ma questo cioè, in tutti gli ambienti, basta vedere quello che succede nelle realtà condominiali, no? Cioè effettivamente all'interno proprio delle riunioni, quando ci sono, a me viene da sorridere, ma quando lo studiavo in criminologia non ci credevo, poi col passare degli anni l'ho visto coi miei occhi, non le dico la quantità di reati che si vengono proprio a corrispondere all'interno delle riunioni condominiali. Questo per dirle, ma perché? Ma perché di base manca rispetto.
diceva bene la signora, no? Cioè mettiti un paio di ciabatte, cammina scalza, perché devi avere rispetto per la persona che sotto di te, indipendentemente dall'età, ma ha il diritto di dormire a mezzanotte. Quindi vedi Mirella, torniamo un po' alle radici, no? Alle radici dell'albero. Se alle persone non viene insegnato il rispetto, l'educazione e l'empatia, mettiti nei panni degli altri, ma se a te a mezzanotte camminassero sopra la testa, ma tu come staresti? Cioè, a me stringe il cuore sentire una persona che si commuove al telefono perché in casa sua, che è il luogo dove tu veramente dovresti avere la pace assoluta, ed è un po' quello per ricollegarci alle donne, no? Quello che giustamente dicevi prima, cioè hai idealizzato quella persona, hai costruito una famiglia con quella persona, è l'amore della tua vita, hai fatto una casa, hai fatto dei figli e per assurdo diventa il tuo carnefice. Allora è chiaro che l'esempio è paradossale, però è la stessa cosa, no? Cioè tu fai una casa, in quella casa vuoi vivere serena e non lo puoi perché magari il tuo vicino di casa si fa i fattacci propri, non gliene frega assolutamente niente di darti fastidio o meno, anzi alle volte devo dire che da legale poi queste cose qua ci troviamo a doverle gestire, non le dico i dispetti che vengono fatti all'interno proprio delle realtà. Ma avvocato, ma perché funziona così? Perché non c'è la certezza della pena per nessuno. Perché io posso fare qualsiasi cosa, anche fare del male, tanto qual è il problema? Ma qua in prigione, avvocato, lei lo sa benissimo, non è che ci sia veramente, c'è anche, ma in numero molto minore, di quelli che hanno commesso di reati anche gravi. Pensiamo con le banche, quelli che hanno portato via tantissimi soldi sono tranquillamente fuori, che girano tranquillamente, hanno spostato i loro capitali ai familiari. E chi è che è dentro? Sono questi ragazzini, questi ragazzi che hanno sbagliato, sì, ma che a mio avviso non dovrebbero essere di sicuro in carcere, ma su delle strutture ricreative, ma non le abbiamo, non ne abbiamo abbastanza, non sono sufficienti. I carceri, abbiamo sentito il direttore del carcere che ha avuto ospite Quagliotto, fin là può fare, ma se dopo esce e non c'è l'alternativa valida che è lavoro, che è accoglienza, che è questa importante di dare rispetto anche alla persona, avrò sbagliato ma fammi avere la possibilità di riprendere la mia vita, non c'è, ritorna in carcere, ma non può funzionare così, avvocato, finché non cambieranno queste leggi o leggi che non vengono applicate, ci sono ma non le applichiamo. Ma come facciamo a fare prevenzione se poi non abbiamo le strutture che ancora lei lo sa quanto mi sto battendo perché ancora adesso la donna deve lasciare la casa con i bambini invece di portare via l'uomo che ha commesso questi disastri terribili? Ma capisce che non andiamo da nessuna parte, ma chi se ne frega del codice rosso se non riesco ad avere la certezza della pena di questo individuo? Allora io direi anche di ascoltare Renzo Trevisin. Allora Presidente, perché qui coinvolge un po' tutti, perché stiamo parlando di società, di comunità, di giovani, ma che esempi diamo? Anche vedere questo, loro si stanno battendo per l'ambiente, sono gli unici che ci mettono la faccia, che scendono nelle piazze, delle volte con dimostrazioni che non vengono assolutamente capite, chi dovrebbe invece capire, che non hanno altra voce. Cosa fanno? Non hanno il voto. Io dico di dare il voto anche ai sedicenni, che sarebbe ora che lo dessero, e forse cambieremo anche una certa politica, perché sanno benissimo che abbiamo tantissimi bravi ragazzi, ma soprattutto gli esempi, anche questi esempi che ha detto lei, questi che abbiamo fatto vedere, ma per forza poi si ribellano. Prego Trevisin, i giovani e l'ambiente, prego. I giovani e l'ambiente. Intanto io riprendo da quello che diceva l'avvocato Giancola, no? Allora, io abito a Ponzano Veneto e il mese scorso abbiamo fatto come cittadini, con un gruppo di cittadini, un incontro con la Presidente di Telefono Rosa e con una psichiatra, e i temi sono quelli che avete illustrato qua, cioè se non ci sono delle risorse per far fronte poi alla casa di accoglienza, queste cose, è un problema non da poco, quindi che risorse vengono messe a disposizione tramite il bilancio dello Stato da una parte, ma anche i bilanci dei comuni per quello che possono, la regione per tutelare le donne. Insomma, io ho passato poi anche nella mia attività lavorativa
un periodo in carcere, non come carcerato, no, a parte le battute, no? Io seguivo la scuola carcere minorile di Treviso per una quindicina d'anni e quindi c'è veramente un problema. E quando escono cosa fanno? Perché se non diamo opzioni, se non diamo da una parte formazione e giustamente veniva evidenziato il problema delle radici della nostra famiglia e delle nostre famiglie dove dovremmo fare una riflessione, insomma. Io penso che stiamo regredendo da questo punto di vista, perché i valori che le nostre famiglie ci hanno trasmesso non li vedo più tanto in giro, anche per esempio nei confronti della scuola, no? Quando la prima obiezione che di fronte a un richiamo, ma anche a una valutazione Arriva negativa. il genitore con l'avvocato. Abbiamo Silvana da Biancate e poi continuiamo. Vai Silvana. Ecco. No, so che avete parlato prima per i tempi dell'ospedale, quando fanno una visita o un intervento. Sì. So, ma non ho preso la linea. Io lo dicevo, forse per chi conosce, perché non so, io 6 mesi, 7 che aspetto Doris Ferlanca, ho 84 anni. Sono d'accordo, sono andata a pagamento e tutto, e devo fare anche una catarata, anche quello sono andata a pagamento e sono 6 mesi, 7 anche quello che aspetto. Dunque, che non mi dicono che tutto, e in più ho mio marito in carrozzina, lei crede da 2 anni, lei crede che sia venuto fuori qualcuno, adesso perché in 2 mesi è stato all'ospedale 3 volte, e adesso ho trovato una perché ha il catetere, ho trovato una, ma non perché sia disponibilità dei centri sociali o qualcosa, abbiamo chiamato dappertutto. Sì, anche il comune, sì, va bene, però bisogna arrangiarsi, che dicano quello che voglio, forse per quelli potenti, non so, chi conosce, non so, quelli avranno, ma noi poveri disgraziati, io adesso ho una signora che mi aiuta, ma l'abbiamo trovata noi, e la pago, perché se dovevo aspettare i centri sociali, oppure il comune, sì, ma io 84 e non so, ho una stampella e cammino perché ho l'anca e la schiena, insomma. E dunque mi dà fastidio quando parlano per niente. Grazie Silvana, un grande abbraccio, hai fatto bene a chiamare, perché come sente avvocato Giancola, questo è il problema, e queste donne che chiamano, che si mettono in prima linea, che cercano di far sentire anche la loro voce, guardate che è molto importante, non pensate di telefonare a caso, guardate che è molto importante, perché qualcuno deve assolutamente ascoltare, non è possibile, hai ragione di lamentarti, perché funziona così, non è che guardiamo le cose buone, no, guardiamo quello che non funziona. Prego avvocata. Ma mi ricollego con il dottor Trevisin, no? Si parlava proprio dei valori delle famiglie e del carcere. Anch'io arrivo dall'ambiente carcerario non come detenuta, ma ho avuto il privilegio di lavorare con loro. Mirella, privilegio perché devo dire che ho imparato tanto, perché i libri sì ti insegnano, ma la pratica è tutt'altra cosa. E mi trovo assolutamente d'accordo, no? Allora, lo scopo della pena è la rieducazione, non lo dice Giancola, lo dice il codice. Devo dire che però pur portando avanti dei progetti con delle cooperative, noi abbiamo dei detenuti che possono uscire per andare a lavorare, i semiliberi, e poi rientrano. Ma il problema che diceva prima proprio il dottor Trevisin è vero, cioè nel momento in cui alcuni detenuti escono, allora in primis la società non è pronta ad accoglierli. E secondo, non riescono veramente a trovare perché molti di loro poi rimangono senza le famiglie, no? Quindi non riescono a trovare una collocazione, non riescono, e quindi la cosa più semplice qual è? È quella di ricommettere un reato e sperare di rifinire in carcere, dove forse per certi aspetti stanno anche meglio.
Per cui il discorso carcere secondo me meriterebbe di fare proprio una trasmissione a parte, perché ce ne sarebbe tanto da dire, non solo dei detenuti ma anche di chi lavora in carcere. Anche lì c'è un problema di sottorganico, sono tante le problematiche che riguardano queste strutture. Sicuramente. Però, avvocato Giancola, quello che però traspare, io sono anni che cerco di visitare il carcere femminile di Venezia, perché è un fiore, proprio un fiore all'occhiello a livello europeo. Ma mi vuole spiegare perché non si riesce a fare questo? Ma perché ecco, lei sorride, mi viene da piangere. Allora è inutile che noi parliamo di integrare, di fare comunità, di accettare anche queste persone che se hanno sbagliato possono anche riprendere una retta via se noi le aiutiamo. No, non si vuole, perché come ha detto Trevisin, quando escono dal carcere, io ho fatto un buon lavoro, ma come escono l'amico è dietro l'angolo che li sta aspettando e loro non trovano altro che questo nemico, perché la società non è abituata ad accogliere, anzi, vedono solo delinquenti, spacciatori, come avessero fatto chissà cosa e magari hanno fatto anche delle cose lievi con pene troppo severe a mio avviso, specialmente per i minori. I minori vanno reintegrati con lo sport, con attività fisica, vanno veramente fatto capire loro il rispetto, i valori. Ma chi è che può dare questo? Anche lo sport. Le sembra che facciamo questo? Vanno in cerca di strutture, di soldi. Ma come? Abbiamo le palestre, mandiamoli là. Qual è il problema? Qual è il problema? È questo che non si riesce a capire. A parole tutti vogliono far tutto, specialmente la politica. E poi ci ritroviamo solo con grandi infrastrutture che non servono a niente a nessuno perché non c'è il personale. Ci ritroviamo delle liste d'attesa sia per entrare nelle comunità che per i diversamente giovani, ma non può funzionare così, avvocata, non può più funzionare così, perché i giovani si stanno ribellando. Li vedete, sono loro che si stanno ribellando. Non siete voi a casa che li criticate e dite ma cosa fanno questi? Perché hanno solo loro, la voce loro è quella di scendere nelle piazze, di far valere anche i vostri valori e le vostre radici. Sbaglio, Trevisin, prego. Beh, è come per i nostri alberi, i nostri boschi, cioè quello che noi lasciamo non è quello che abbiamo trovato, quindi dobbiamo riuscire a far rivivere la natura e quindi bisogna ritornare a pensare con una lungimiranza, perché quello che noi facciamo oggi, il nostro agito oggi sui nostri territori è quello che si ritroveranno le future generazioni, quindi il consumo di suolo che anche nei nostri territori comunali, il problema delle nostre montagne, veniva citato l'esempio della pista da bob, ma è solo un esempio, però c'è anche tutto il problema di come contenere e come ripristinare quelle piante che per vaia, per il bostrico nelle nostre montagne sono morte, quindi bisogna investire su le radici, cioè nel caso per esempio degli alberi, avere una vivaistica forestale che dia risposte a quelle che sono le esigenze delle nostre montagne. Presidente Trevisin, ma una volta in Regione non c'era questo osservatorio importante o sbaglio? Guardi, abbiamo fatto un convegno con l'Università di Padova, con la Regione Veneto, Friuli, tre province autonome di Trento e Bolzano proprio a febbraio scorso su questo tema e bisogna riuscire a fare rete. Noi cerchiamo di mettere attorno a un tavolo dall'università ai tecnici delle regioni, però bisogna che ci siano dei decisori politici che decidano di fare rete, che decidano, perché fare rete vuol dire che cosa facciamo nel concreto, cioè quali sinergie mettiamo in campo per dare risposte ai nostri territori. Spesso la politica si limita alla dimensione di un mandato, questa non può essere la dimensione di una programmazione in tutti i settori, in tutti gli ambiti. E avete quindi capito? Livio da Padova, poi continuiamo. Trevisin, se non mi cade la linea, vai Livio. Ciao Mirella e un saluto a tutti gli ospiti. Dunque, sentivo adesso parlare dei carcerati, ma io mi chiedo, non sarebbe possibile distinguere tra reati gravi e reati meno gravi, fare una distinzione che
che permettesse così di svuotare molti detenuti in carcere, perché io penso che sarebbe una cosa essenziale, perché se ne parla sempre di queste carceri strapiene, eccetera. Però bisogna cercare di trovare dei sistemi per svuotare queste carceri, nel senso che certi reati che non sono particolarmente gravi, e allora a quei detenuti si dà la possibilità di diciamo così, di uscirne e di vedere se possono formarsi una nuova vita, essere utili alla società. I reati invece più gravi, no, quelli sono sacrosanti, devono scontare, ecco. Fare una distinzione anche il ministro Nordio, e non si è mai posto questo problema, ne avrà tanti di problemi da risolvere, ma questo secondo me sarebbe essenziale. Cosa ne pensano i tuoi ospiti? Grazie. Grazie a te Livio, grazie. Prego, avvocato Giancola. Insomma, intanto sì, è vero in parte, perché ovviamente non è che si finisce in carcere così in prima battuta. Insomma, finire in carcere è l'estrema ratio, no? Dipende proprio dalla gravità del reato. Per quanto riguarda i minori, lei sa, Mirella, che dai 14 anni in poi c'è l'imputabilità, e quindi il minore quando commette un reato finirà in tribunale pagando tutte quelle che sono le conseguenze, quindi non paga più mamma e papà, ma pagherà lui in prima battuta. Ecco, spieghiamo anche come pagherà. Mettiamo che il ragazzo abbia fatto un reato, ecco, lei che se ne intende bene, ci spieghi come pagherà questo ragazzo il reato che ha commesso? Pagare? Allora, quello che dovrebbe succedere è che io e chi fa il mio mestiere auspichiamo succeda sempre di più. Nel momento in cui il minore commette reato, e dipende dalla tipologia di reato che andrà a commettere, è chiaro che il tribunale ci finisce. Per i minori non c'è il carcere in prima battuta, ovviamente, proprio perché sono minori, ma c'è la messa alla prova. Cioè, che cosa vuol dire? Che al ragazzo verrà deciso di fargli fare un certo tipo di percorso, in modo tale che si renda conto della gravità del fatto che ha commesso, e dimostri che quella cosa, quel fatto non riaccadrà più. È chiaro che poi dipende, perché sai Mirella, devo dirti che purtroppo sempre di più, e io lo vedo soprattutto nella città dove vivo, la violenza all'interno proprio tra gruppi di ragazzi, quindi ci sono proprio delle gang, no? Che stanno girando, e arrivano a degli episodi di violenza fisica in questo momento particolarmente grave. Allora, io sono dell'idea, e ti do ragione, ma veramente al 100%, quando deve esserci più certezza della pena. Non deve essere, vabbè, ma tanto ho 16 anni, vabbè, che cosa mi possono fare? No, non è vero. Perché nel momento in cui vai a commettere un fatto che è estremamente grave, e che quindi si dimostra che sei un soggetto molto pericoloso, io non posso far finta di niente, proprio perché ho lo scopo di rieducarti e di fare in modo che magari, voglio dire, lavorando con te, e ricordiamo che non può essere una sola figura professionale, ma è un lavoro che viene fatto in team, devo fare in modo che questo ragazzo venga reinserito in quello che è un contesto sociale, e che possa essere un domani un buon lavoratore, un buon marito, cioè una persona che rispetti l'altro e che sicuramente non vada a mettersi lui in primis nei guai, ma che non faccia male ad altri. Oggi quello che vediamo è proprio quindi questo esibire, no? Gli atti di violenza, e più sono violenti, più vengono postati e più like ci sono. Questo è disarmante, perché quello che loro fanno sui social, dove pensano, beh tanto guarda che figo che sono, e non succede niente, e poi però le conseguenze sono reali, non sono sui social. Cioè, quindi è un po' quello che si diceva all'inizio, no? Per ricollegarmi, torniamo un attimino alle radici. Sicuramente sono d'accordo, le pene ci sono, le leggi ci sono, devono essere applicate con scienza e coscienza. Ricordiamo chi abbiamo di fronte, ricordiamo qual è il comportamento che è stato perpetrato nel tempo, perché ci si comporta così. Sì, però quindi, avvocato Giancolo, io ho avuto ospite un papà
che purtroppo è stata uccisa l'unica figlia, pensate figlia unica, a coltellate, e poi questo ragazzino, questo minorenne, l'ha finita proprio a calci nel volto, perciò l'ha anche sfigurata. E poi ha postato il tutto. Finalmente ho ucciso questa Pooh. Pensate voi cosa... Questo ragazzino, perché è minorenne, usufruirà di tutti i benefici che darà lui la legge. Questo papà, oltretutto, ha perso anche la moglie, è rimasto completamente solo, è distrutto, ha cercato di coinvolgere altri familiari, perché se anche è minorenne, omicidio, femminicidio è femminicidio. Lui deve pagare perché è omicidio. Non può essere perché è minorenne, questo non faccia un giorno di carcere, con tutti i benefici. Questo io lo trovo giustissimo. Tu hai sbagliato, perfetto, tu paghi perché è un omicidio, un femminicidio. Perché non si fa questo? Ma perché tutti i minorenni devono essere tutelati? No, in base a quello che fai ci deve essere la giusta proporzione di pena. Questo non avviene, avvocato, e non è possibile. Io trovo d'accordo con lei, Mirella. Mi trova d'accordo perché è quello che le dicevo prima, no? In base alla gravità del reato cioè in qualche modo ti devo far prendere coscienza di quello che hai fatto e perché vede Mirella, alle volte, no, dovendomi interfacciare con questi minori, quello che mi lascia ancora più basita è veramente la non consapevolezza della gravità del gesto che hanno fatto, ma soprattutto non c'è da parte di alcuni di loro proprio il chiedere scusa, anzi, ma questo l'abbiamo visto anche quest'estate, se lo ricorda Mirella. Sì. Cioè lo stupro di gruppo, quello che è accaduto a Palermo, non solo questa ragazza è stata stuprata, ma è stata massacrata sui social, quasi come se la fosse cercata e alcune persone volevano far passare questa violenza, questo stupro, come invece un rapporto consensuale, cosa che non era assolutamente. Quindi vede, c'è un po' tutto il sistema da cambiare, no? Ma non c'è la volontà di far pagare la pena giusta, questo è il grave problema. Ma questo genitore, ma ci rendiamo conto che ha perso l'unico bene al mondo che aveva, ma uccise in una maniera che non si sa neppure il perché, perché non c'è un perché l'ha massacrata, uccisa e massacrata in quella maniera. Non c'è un perché, come dice lei, ma non si è neppure pentito. Dopo aver fatto questo l'ha messo nel social e questo le diamo gli attenuanti, avvocata? E questo diamo gli attenuanti perché è un bravo ragazzo, forse è un bravo ragazzo anche questo, dobbiamo redimerlo, questo non si redimerà mai, questo è malato, questo va curato, non è possibile uccidere in quella maniera una ragazzina che non ti ha fatto niente e metterti anche nel social, ma non è possibile, qui qualcuno deve intervenire, la gente ha paura di uscire di casa per 4 bulletti che abbiamo, perché sono pochi, avvocata, lei lo sa che non hanno, perché i bravi ragazzi sono molto di più. Però questi tengono in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, i cittadini, voi avvocati, ma chi se ne frega? Tanto mio papà paga, se poi ho soldi qual è il problema? Qual è questo genitore che difende l'indifendibile? Ma non è possibile, è meglio che andiamo a vedere anche il secondo documentario Alto Borago, così ci sbogliamo un pochino, perché è veramente una situazione drammatica per certi familiari. Le pareti di roccia sono formate da calcari che si sono depositati tra 65 milioni e 25 milioni di anni fa. Sono formazioni a calcare di tipo nummolitico, formate da sedimenti di piccoli animali unicellulari chiamati foraminiferi. Il nome nummolitico deriva dal fatto che la forma di questi foraminiferi assomiglia a delle piccole monete.
Oltre ai foraminiferi sono presenti anche altri tipi di fossili come ricci di mare, gasteropodi e crostacei. Sono stati anche ritrovati e ora sono conservati al Museo di Storia Naturale di Verona rari fossili di pesci ossei, squali, tartarughe, palme, frutti e semi. La valle era frequentata dall'uomo già 300.000 anni fa e qui gli archeologi hanno condotto diversi studi. I ripari preistorici più conosciuti sono il riparo Mezzena e Zampieri, che si trovano in Val Galina. Qui sono stati ritrovati diversi manufatti, tra cui molte punte di selce. In epoca più recente, dalle colline è stata estratta la pietra per costruire statue e palazzi di Verona, forse anche la tua casa. La presenza dei muretti a secco ci suggerisce che fino a poco tempo fa la valle era utilizzata per un'agricoltura di sussistenza. Ora i campi sono abbandonati e camminando sul sentiero è possibile scorgere una fauna e una flora inaspettate. Nel bosco troveremo diverse specie di alberi. L'associazione più comune è l'orno strieto, con presenza predominante di carpino nero e di orniello. Spostandoci un po' troveremo anche una faggeta, una scoperta molto interessante perché a questa quota non la troveremo in nessun'altra parte del mondo. Ma ancora interessante potrebbe essere la scoperta del tasso, molto particolare, che nel Vaio Borago in certe zone ha una presenza predominante. Sono molto interessanti anche le vecchie coltivazioni di castagni e di noccioli che, anche se non in ottimo stato, rappresentano sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista naturale un bel esempio di biodiversità. Se osserviamo bene, possiamo riconoscere i segni di presenza di molti animali, tra cui invertebrati come chiocciole, libellule e coleotteri, mammiferi come la volpe, il tasso e il riccio, anfibi come la salamandra e il tritone, rettili come la natrice dal collare. Avete capito perché abbattere proprio questi alberi meravigliosi vuol dire, ecco, colpire anche questi animali meravigliosi? Ma vi rendete conto che se la natura la lasciamo in pace, da sola cosa riesce a fare? L'abbiamo visto anche quando siamo stati fermi con questo Covid, da sola a Venezia le acque si sono pulite da sole, senza nessun intervento. È l'uomo che si sta distruggendo, quell'uomo che non è abbastanza proprio pieno di sé e di quello che ha, che vuole sempre di più, ma distruggendo, non salvaguardando. Prego Trevisi, ha visto che bello questo servizio? Ho visto, sono posti che conosco e qui ci sono anche piante, tipo veniva citato il tasso, che è una pianta diciamo così, che arriva da lontano, nel senso dal punto di vista temporale. Laddove c'è il tasso vuol dire che abbiamo un tessuto, un ecosistema che ha salvaguardato anche vecchie specie. Per esempio il tasso, che è una pianta che noi usiamo nei giardini per scopi ornamentali, in realtà è una specie arborea che viene da lontano. Pensi che in Sardegna ci sono ancora dei boschi puri di tasso proprio da solo, che pochi conoscono, pochi sanno. Quindi chiaro che va salvaguardato l'ecosistema, va salvaguardato per tutte le funzioni che svolge e soprattutto in queste che sono che fanno parte della rete Natura 2000, cioè tutti questi ambiti, habitat di specie, sia animali che vegetali, che giustamente l'Unione Europea va a tutelare con questo rete Natura 2000. E noi dobbiamo fare la nostra parte, perché
anche al di fuori di questi habitat abbiamo degli ecosistemi che svolgono molte funzioni. Tu citavi prima che durante il lockdown le acque di Venezia si sono pulite, no? Si sono depurate. Quindi tutto quello che noi facciamo, l'intervento umano sul territorio, è un intervento che va a modificare quello che sono gli equilibri naturali, quindi dobbiamo stare bene attenti a quello che facciamo sull'habitat delle specie, perché dipende da noi che cosa vogliamo conservare. Sappiamo bene che molte specie stanno scomparendo e quindi la perdita di biodiversità è un problema con cui il nostro pianeta si sta confrontando, si dovrà confrontare, non solo a livello locale, stiamo parlando del nostro pianeta. Nell'enciclica di Papa Francesco sulla Laudato Si mette l'accento sui comportamenti umani che sono collegati alla tutela dell'ambiente e delle risorse del nostro pianeta e che vanno coniugate di pari passo con la tutela dei più deboli. I più deboli sono anche le persone, ne abbiamo parlato adesso, no? Però la giustizia sociale, tu Mirella dicevi che cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, tu ti stai battendo su questo, no? Da sempre con la tua trasmissione per avere una giustizia sociale, citando questi casi di soggetti, chi ti telefona in redazione per esporre le situazioni a cui spesso il nostro sistema non riesce a far fronte. Allora, per esempio, tornando agli alberi e al consumo di suolo e alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, noi stiamo assistendo, il Veneto è primo in Italia per il consumo di suolo, la provincia di Treviso in Veneto è prima nell'ambito delle altre province. Allora, se non riusciamo a regolare questa cosa, se non riusciamo ad andare a recuperare, perché abbiamo un patrimonio edilizio e anche un patrimonio arboreo nei nostri territori che va tutelato, che va conservato, veramente io mi chiedo che cosa lasciamo alle future generazioni, perché il nostro agito oggi è il territorio che noi troveremo fra 20 anni, 30 anni, che i nostri figli troveranno, i nostri nipoti troveranno fra 100 anni. E quindi abbiamo una responsabilità che deve essere condivisa e purtroppo vedo che spesso si guarda solo il proprio tornaconto, il proprio interesse e manca questa condivisione di quelli che sono i problemi collettivi. Il problema è che vogliono anche fare la predica questi soloni, hai capito? Questi politicanti, non politici, qualche politicante vuole anche fare la predica, quello che veramente sa e vuole mettere questa goccia, non a caso prima ho detto Bette, ma contano i numeri o le persone che sanno quando fate questi tavoli, no? Perché mi devono dare anche le risposte, 10 sì, 7 no, invece di capire se hanno bisogno di persone competenti che possono migliorare il sistema. Io ringrazio tantissimo Renzo Trevisin, Presidente Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Treviso e del Veneto, di essere stato con noi, sempre grazie Presidente Trevisin. Invece chiedo all'Avvocato Giancola come vuole salutarci, cosa si aspetta da questo 8 marzo, io non lo chiamo la festa, proprio l'8 marzo, poi la sera si chiuderà il sipario e invece lei sa che io l'ho anche invitata, sto cercando di andare oltre l'8 marzo con queste associazioni, con queste persone che vogliono veramente aiutare. Prego Avvocata. Ma intanto grazie Mirella, io la ringrazio sempre per veramente l'impegno che lei mette a portare avanti certi progetti e quanto lei crede, no? Perché non è banale, come le cose possano cambiare. Vorrei chiudere ricollegandomi a quello che giustamente diceva lei, perché ci sono delle famiglie che veramente stanno pagando un fine pena mai, no? Perché quando ti uccidono un figlio è finita la tua vita, tu mi hai tolto il bene più prezioso che ho e non lo dico da avvocato e da criminologa, lo dico da mamma, quindi non oso, cioè io ti vengo a prendere a casa e mi faccio giustizia da sola, è brutto che io lo dica, ma però proprio da genitore e anche da avvocato chiudo dicendo questo: i nostri figli non è perché sono i nostri figli, sono per forza perfetti e se commettono qualcosa non è colpa nostra, noi abbiamo una responsabilità genitoriale
Che cosa vuol dire? Che quando sbagliano noi non li dobbiamo proteggere. Ok, va bene, possono rivolgersi a me perché ovviamente hanno bisogno di una difesa legale, ma la difesa legale deve essere fatta con scienza e coscienza, cioè non è che perché hai sbagliato ti do un colpo sulla spalla, papà paga e non succede niente. No signori, tu paghi e paghi con i modi giusti, però smettiamola con lì per proteggere questi ragazzi, non è colpa sua, è colpa di qualcun altro, i ragazzi devono essere responsabilizzati e quando lei parla di sport mi trova no d'accordo di più, perché io ho un figlio che fa agonismo e so i sacrifici che fa e quanto comunque si impegna nel rispetto delle regole e anche nell'andare bene a scuola, no? Perché sennò ovviamente viene meno poi tutto il resto, però è un dovere che noi abbiamo da genitore del fare i genitori, non scaricare tutto agli altri, è sempre colpa degli altri o delegare alla scuola quella che è una funzione genitoriale. Quindi mettiamoci un attimino una mano sulla coscienza, essere genitori non è facile, lo so, ma dobbiamo esserlo nel bene e nel male, perché se no, quello che si diceva all'inizio, non metteremo in sicurezza il nostro futuro. Questo per me rimane un caposaldo, quindi non è l'8 marzo la festa delle donne, ma la festa delle donne deve essere tutti i giorni, ok? Con quello che è il rispetto per il prossimo, rispetto e empatia non devono mancare e non mi smetterò mai di dirlo quando facciamo comunque le formazioni, ma di dirlo anche come avvocato. Hai mancato di rispetto, va bene, ti difendo, ma adesso chiedi scusa. Ok? Perché da lì partiamo, altrimenti sa Mirella, noi possiamo anche essere liberi di non accettare di difendere certe persone. Io contro i miei principi non andrò mai, quindi questo mi dispiace ma non torno indietro. Grazie. Quindi grazie ancora Mirella per quello che lei fa, perché ci vorrebbero persone come lei in politica, Mirella, le cose io sono certa che cambierebbero. Sì, mi butterebbero subito giù dalla finestra, poi direbbero è scivolata, glielo dico io avvocato, glielo dico io, dopo 2 minuti tenterebbero di farmi fuori, questa è la verità, perché la verità fa male, la verità brucia. E questo è un problema grande che abbiamo in politica, tanto è vero che i grandi politici hanno bisogno di soldatini e i soldatini non contano niente, non cambiamo il paese. Grazie all'avvocato Angelica Giancola, grazie di essere stata con noi, criminologa collegata da Udine, e ancora grazie a Renzo Trevisin. Grazie, pubblicità. Grazie a te Mirella, grazie. Siamo qui con Miriam, sua sorella e anche un'amica, che stanno portando avanti una tradizione e un lavoro che non è sicuramente così scontato e facile. Vedere 2 giovani ragazze qui presenti che si danno da fare a portare avanti una tradizione della nostra cultura contadina è sicuramente una grandissima soddisfazione e che dà speranza al futuro per il nostro territorio e anche per i giovani. Io sono Miriam Vanzin, ho 20 anni, faccio la casara in Malga Molvine insieme a mia sorella e una nostra amica che ha voluto provare questa esperienza. Ho sempre passato qui tutte le mie estati insieme alla bisnonna e alla famiglia e aiutavo il vicino con la stalla. Ho sempre avuto passione per gli animali e mi piace stare in montagna all'aria aperta da sola. E la giornata tipo è sveglia alle 6:30, si munge, si dà da mangiare alle bestie, e si va al pascolo e si fa formaggio e il pomeriggio si controlla che le bestie mangino abbastanza per produrre il latte della sera. Alla sera verso le 7, 6:30 si munge, si mangia tutti insieme e poi si riliberano le vacche al pascolo. Secondo me è importante valorizzare la montagna e non lasciarla abbandonata e portare avanti le tradizioni e tenere viva la storia che ci sono in queste malghe, altrimenti i pascoli vanno tutti a bosco e la fauna selvatica diventa un po' difficile da gestire. È importante tenere puliti i pascoli per la biodiversità.
Questa comunque è un'attività PPL che sta ad indicare le piccole produzioni locali. Le piccole produzioni locali nascono da una norma regionale della Regione Veneto, poi in questo momento è diventata anche norma nazionale e quindi questo è sicuramente un vanto, e sono proprio nate qui nel comune di Valdobbiadene per poi dare effettivamente la possibilità alle famiglie con delle situazioni ben organizzate anche a livello di igiene sanitario per poter poi fare un'attività che possa percepire del reddito alla famiglia e sostenerla. L'obiettivo è proseguire così e sperare che vada tutto bene e di riuscire ogni anno a essere presenti in Malga. Se non lo facciamo noi chi lo fa? E se abbiamo questa passione seguiamo e ci impegniamo ad andare avanti, anche se non siamo ragazzi ce la facciamo lo stesso. E io sono onorata di avere qui a fianco proprio Miriam Vanzin. Eccola qua, guardate la bellissima Miriam che si è emozionata nel vedersi, nel sentirsi, e saluto anche il professor Alessandro Minello, economista. Allora, professor Minello, cosa dice a questa ragazza, a questi che stanno cercando di far capire che ci sono questi bravi ragazzi, che anche economicamente vanno supportati, che devono investire su questi giovani? Prego, professore. Buongiorno a tutti intanto. Io direi che giustamente si è emozionata perché come si dice, è stato rappresentato il nostro futuro per certi aspetti, perché i giovani sono fondamentali proprio nel guidarci verso il futuro. E il secondo elemento è che la montagna si può salvare solo con i giovani. Questo è un tema che io lo sostengo e lo dico da tanto tempo. L'economia della montagna senza giovani non può esistere, quindi l'esempio che abbiamo visto è un esempio importantissimo, è un esempio di una giovane e di altri giovani che investono nel futuro della montagna, ma allo stesso tempo nel loro futuro, e offrono un servizio fondamentale perché la montagna continui a vivere. D'altro canto, se guardiamo i dati demografici, le aree montane sono in continuo spopolamento, per cui questo esempio ci dice che possiamo invertire questa tendenza un po' alla volta, e soprattutto per fare questo bisogna che queste persone, questi giovani che si spendono per uno sviluppo dell'area montana vengano assolutamente aiutati, supportati con una serie di servizi sia reali ma anche con incentivazioni di natura finanziaria. Allora, professor Minello, mi scusi se faccio questa parentesi. Lei è un esperto, è un economista e sta dicendo quello che deve dire il buonsenso, il suo buonsenso, nel senso queste realtà vanno supportate. Ma io ne ho tanti di questi giovani che invito, perché questi sono i bravi ragazzi, quelli a cui dobbiamo dare parola, ascoltare, capire che loro ci sono, che cercano di mettere questa goccia nell'oceano. Ma le sembra che vengono ascoltati? Le sembra che la politica, che si riempie la bocca, tradizioni, lavoro, le nostre storie, le nostre radici, investa in questo? No, me lo dica, professore, perché io non vedo questo investimento nei giovani, non c'è, non lo vedo, non lo sento, poi sentiremo anche Miriam, ma voglio sentire la sua voce autorevole, prego. Allora, verrebbe da dire chiaramente che i giovani purtroppo non sono ascoltati come dovrebbero nel nostro paese. E questo è vero soprattutto se lo si confronta con altri paesi a livello europeo, penso all'Olanda per esempio, oppure ai paesi nordici, dove tra l'altro la denatalità è molto inferiore rispetto a quella nostra, a quella italiana, e quindi diciamo che il mancato ascolto o insufficiente ascolto fa sì che poi ci sia una perpetuazione di modelli anche imprenditoriali, attenzione, non solo diciamo di rappresentanza politica, ma anche proprio imprenditoriali,
che sono fatiscenti, perché chiaramente se non c'è un ricambio imprenditoriale non ci sono nuove idee, non c'è innovazione. E uno dei problemi che noi abbiamo è proprio questo, cioè il fatto che per esempio le nostre aziende, non tutte ma molte, sono a bassa produttività e essendo a bassa produttività pagano salari più bassi rispetto ad altri. Ora la produttività, per migliorarla e quindi poter pagare anche salari più elevati, la si fa proprio investendo nei giovani e soprattutto nei giovani di volontà, nei giovani che hanno capacità e voglia di emergere e voglia di non arrendersi alle difficoltà. E l'esempio di Mirna è fondamentale in tal senso, ecco. Allora adesso diamo la parola a Miriam, ecco, dopo aver sentito l'esperto che vi dà ragione, che anzi dice alla politica dovete supportarli questi ragazzi, queste attività, cosa vuoi dire, come commenti, com'è la situazione del tuo osservatorio Miriam, di giovani imprenditrice agricola? Beh, intanto buongiorno a tutti, insomma non è facile, sì ci sono i contributi che ti aiutano però non è neanche facile prenderli questi contributi. E c'è tutta una trafila dietro, un sacco di tabelle. Una burocrazia. Sì, enorme, che a volte ti fa anche passare la voglia di dire vabbè, lascio stare i contributi, provo a farcela con le mie forze. Avete sentito cosa sta dicendo? Ascolta Miriam, da dove nasce questa passione, ecco, questa passione agricola? Sei diventata imprenditrice, ma c'è una storia fin da bambina. Qual è la tua storia? Sì, come detto nel video, sono sempre cresciuta passando l'estate in Malga. Sono la terza generazione che ha riaperto la Malga perché l'ho sentito dentro, perché c'è bisogno di vivere la montagna e sì, è una passione che senti dentro, che provi con l'esperienza magari a fare l'operaia in qualche malga. Ho fatto anche esperienze all'estero grazie alla scuola e capisci che è giusto... Aspetta, parentesi, grazie alla scuola. Sì. Sentite questi giovani che ringraziano la scuola, prego. Sì, beh, io la scuola la ringrazio tanto perché non è stata neanche la mia prima scelta la scuola che ho finito, che mi sono diplomata. Io mi sono diplomata all'Istituto Tecnico a Feltre, l'Istituto Antonio della Lucia, come perito tecnico agrario delle trasformazioni alimentari, però in realtà avevo iniziato un liceo scientifico che poi ho deciso di cambiare. E la famiglia nel cambio ti ha ostacolato, ti ha aiutato, ti ha supportato invece? Perché è importante la famiglia che supporti. No, beh, la famiglia aiuta, sì. È un po' titubante, sì, era un po' titubante nella mia scelta perché comunque aprire un allevamento bisogna essere 365 giorni all'anno lì, pronti, e sì, non esistono più le ferie. Però ci sei riuscita? Sì, sì. Loro hanno investito allora su di te? Sì, il papà dice che è lui il mio fondo perduto. Guardate, stiamo vedendo le foto. Allora, professor Minello, come commenta queste parole delicate? Ecco, questo dire grazie alla scuola, grazie alla famiglia. Questi sono i figli che noi vorremmo, i ragazzi che noi vorremmo in futuro. Prego, professore. Beh, sicuramente queste parole sono emozionanti ed è un po' il nostro modello, cioè nel senso che le grandi imprese si sono comunque sempre costruite appoggiandoci diciamo alla famiglia oppure anche alla comunità, inclusa la comunità scolastica. La scuola nei nostri territori a volte è bistrattata, però è fatta anche di insegnanti che hanno una vocazione proprio a trasmettere quelle conoscenze che poi consentono ai giovani di avviare nuove attività o di inserirsi nel mercato del lavoro. Direi che è una bella cosa, questa che è stata, sono belle parole e che rafforzano il ruolo del sistema locale
della comunità locale che si prende cura, diciamo, dello sviluppo di attività che oggi stanno un po' scomparendo. Quindi Miriam è proprio un esempio importante e ci dice che un altro elemento che noi a volte trascuriamo, perché l'individualismo, che spesso ci viene insegnato come un valore, oggi è un valore un po' perdente, perché è vincente invece fare squadra con la comunità, fare squadra con la propria famiglia, fare squadra con i propri amici, fare squadra con soggetti che hanno lo stesso orientamento e a volte hanno competenze differenti perché vengono messe a disposizione. Quindi l'uomo solo al comando non funziona più da tempo, e lo si vede proprio anche nei giovani. I giovani sono i primi e i più importanti testimonial del fatto che le cose si raggiungono lavorando assieme e con l'aiuto reciproco. Allora, professor Minello, adesso io devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, ma devo farle questa domanda. Io quasi tutte le mattine ho questi giovani con varie esperienze lavorative, devo dire la verità, che io dico: ma perché non ascoltiamo mai questi giovani, perché non puntiamo su di loro? Ma la mia domanda è questa: io sento parlare proprio da mesi di tanti soldi che arrivano nel nostro paese, questi fondi del PNRR e non solo, ma mi sembra, professor Minello, che forse hanno sbagliato, sono andati da un'altra parte con la testa i politici, nel senso che invece di investire nelle persone, nei servizi alla persona, hanno investito nelle infrastrutture, tante infrastrutture. Mentre qui abbiamo esempio di giovani che quasi quasi loro vogliono tornare indietro, vogliono una natura come era una volta, vogliono un ambiente pulito, vogliono un ambiente sano. E perché allora si investe nelle colate di cemento continuamente? Ma forse i fondi del PNRR non erano destinati più al sociale, o sbaglio? Prego, professore. Allora, i fondi del PNRR investono molto in almeno due elementi: la digitalizzazione e la transizione green, quindi la sostenibilità. Questi due elementi sono fondamentali e raccolgono un 40% circa dei finanziamenti del PNRR. La parte poi ulteriore riguarda l'istruzione, la scuola, e poi la coesione sociale. Questi sono elementi, diciamo, che caratterizzano il PNRR. Quindi il PNRR non è sbagliato nel senso dei temi su cui investe. Quello che noi dobbiamo fare e soprattutto è realizzare questi investimenti, perché al momento le opere e i vari investimenti sono ancora in una fase embrionale. Quindi diciamo che il PNRR non è che investa in temi o tematiche che non vanno bene. Il problema è realizzare concretamente questi investimenti e questa è la sfida che c'è di fronte, soprattutto anche perché il PNRR consegnerà ai giovani una realtà diversa rispetto a quella precedente, e la grande responsabilità che noi abbiamo è proprio quella di consegnare questa realtà diversa, più digitale, più sostenibile, più coesa, più con una mobilità diciamo intelligente alle generazioni come Miriam e quelle che verranno. Quindi su questo le assicuro non è il problema del PNRR a monte, è a valle, cioè il fatto di riuscire a spendere, ma spendere bene in progetti realizzati questi soldi. Allora Miriam, quello che ha detto il professor Minello è molto importante. Tu ci credi a questa politica? Ecco, ci credi che investeranno in questi progetti per aiutare anche l'ecosostenibile, per far capire che l'importanza è rivolta anche alle fragilità, è rivolta ai giovani, ma non solo, è rivolta alla comunità. Tu ci credi? Beh, non tanto. Perché Miriam non ci credi? Beh, vedendo quello che sto provando io, sì, è più sulle grandi aziende che hanno più potere. Di una piccola azienda come la mia non penso riesca.
c'è la speranza, però sì, non è facile avere il totale dei punteggi, il reddito minimo. Cioè è complicato anche tenere in piedi un'attività seguendo anche la burocrazia, quello che veramente devi fare tutti i giorni, perché loro vogliono numeri, vogliono dati in continuazione. Sì, per esempio io potrei fare agriturismo, ma in base alle tabelle che ci sono, che ti danno un tot orario, un tot ore che puoi aprire nell'anno, io aprirei una settimana, quindi non ha senso. Senta, professor Minello, ha sentito cosa ha detto? Allora ho ragione io, l'ho detto anche prima a Roberto Bet, consigliere della Lega in Regione, ma come a voi interessano i numeri o le persone competenti o il valore della persona che vuole realizzare qualcosa di positivo? Perché saranno anche importanti i numeri, ma io penso che sia più importante la persona che ha voglia di dire, di fare e di creare. Prego. Esiste sempre un tema fondamentale che appunto è quello dei numeri, però i numeri servono per le rendicontazioni, i numeri servono per capire se i progetti vengono realizzati, se i progetti rispondono alle procedure previste. Altro tema invece è la qualità, poi la qualità degli investimenti, la qualità della spesa, la qualità dei progetti, le competenze su cui si vuole investire. E infatti in molti paesi europei c'è molta attenzione alla qualità di questi investimenti, delle competenze, dai corsi di formazione alle riqualificazioni ambientali, al potenziamento digitale, cioè si va a valutare se effettivamente a seguito di questi interventi è cambiato qualcosa. Quindi per esempio nel caso dei giovani, se i giovani hanno avviato nuove attività, se i giovani sono stati assunti con mansioni coerenti con le loro competenze, se i giovani hanno migliorato la loro posizione, se sono diventati indipendenti, se sono usciti di casa, se hanno accesso ai mutui, cioè sono tutte cose che poi vanno a qualificare, diciamo, un mondo che è aperto ai giovani. Ecco, su questo tema noi purtroppo siamo un po' indietro su questa cosa, perché l'attenzione in questo momento è prevalente proprio sul tema quantitativo, e quello qualitativo è in parte anche più difficile da misurare, diciamo, comunque da considerare, però la strada è questa, cioè è quella di tener conto che tutti gli investimenti devono essere fatti nei termini previsti, con le modalità previste, ma soprattutto devono essere orientati a migliorare la qualità della vita delle persone, e in particolare dei giovani, ma anche delle giovani, e anche per esempio di chi è diversamente abile, cioè tutti quegli elementi anche di fragilità in quest'ultimo caso, che devono essere valorizzati e farli diventare, come dire, un valore aggiunto per la nostra società. Questo è il tema chiave, nel senso che quando parliamo appunto anche di PNRR o comunque di interventi della politica, questi devono essere orientati a cambiare in positivo, potremmo dire utopicamente nel vero senso del termine, la nostra vita, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di relazionarci. Questo è fondamentale. Se non raggiungiamo questo obiettivo, i numeri non sono una parte, ma non sono il tutto. Io inviterei sempre il professor Minello, con quanta chiarezza e forse anche con quanto ottimismo sta cercando di dare anche a Miri, a dire continua, vedrai che ce la farete, mettetecela tutta, che anche noi cercheremo di aiutarvi, perché sono voci autorevoli, sono voci che vengono in parte sentite dalla politica, professore, non ascoltate. Al momento sentite, l'ascolto è un'altra cosa. Io spero che diventi ascolto questo sentire quando voi vi confrontate. Allora abbiamo la nostra Giusy, ha perso la linea Adriana da Crocetta, ma è arrivata Giusy. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto faccio i complimenti al dottor Minello perché ha il buon senso. Poi alla Miriam ho visto che hai preferito fare la Malgara che non andarti
a candidare di Miss Italia, perché guarda, quelle che vengono qua sono tutte belle. Vi ringrazio. Grazie, Giusy, fa sempre bene, un complimento. Allora, cosa vuoi aggiungere alle parole del professor Minello? Il piccolo va sostenuto, va ascoltato, va aiutato. Ecco, cosa vuoi dire? Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il mare, perché a tutt'oggi noi vediamo anche la protesta di questi agricoltori. Ecco, come hai vissuto questa protesta? Secondo te hanno ragione? Sono i piccoli che stanno protestando forte, quelli che dicono non andiamo avanti in questa maniera, dobbiamo essere più incisivi? Prego. Beh sì, hanno ragione a protestare, perché insomma dobbiamo venire valorizzati, dobbiamo essere valorizzati, perché sennò compriamo tutto all'estero e noi cosa facciamo? Andiamo all'estero a fare le stesse cose che facciamo qua? Non mi sembra... Forse meglio qua, più buone? Sì. Cosa dici? Beh sì, con l'esperienza che ho avuto in Irlanda... Raccontacela. Lavoravo in un'azienda di un allevamento che produceva latte e non ci è dato sapere che fine fa quel latte. Non si sa. No, l'abbiamo chiesto più volte e non mai risposto. Professore, come commenta? Noi abbiamo chiesto, perché capite che questi giovani vogliono sapere i famosi perché, che si parte da piccolo, perché continuano poi mentre crescono, ma non vengono risposte, risposte anche soddisfacenti per questi ragazzi. Ma che fine fa sto latte? Perché non lo devo sapere? Professore, ma cos'è sta storia che la trasparenza non esiste da nessuna parte? Noi ci lamentiamo dell'Italia, ma mi sa che ogni paese ha i propri problemi. Prego. Questo è l'annoso problema di tutto quello che è la tracciabilità, nel senso che è fondamentale che questa tracciabilità ci dica effettivamente il nostro prodotto, quando lo acquistiamo, da dove arriva e da chi è prodotto. In passato era molto peggio di oggi, per dire la verità, e oggi va un po' meglio, e soprattutto va un po' meglio su alcuni temi, come per esempio quello della tipologia per esempio la presenza di allergeni e quant'altro all'interno dei cibi. È ancora insufficiente la trasparenza, perché abbiamo visto anche purtroppo episodi negativi per tutto quello che riguarda il biologico, dove ci sono stati casi di prodotti etichettati come biologici e non erano tali. Quindi il tema della tracciabilità e della trasparenza è un tema che riguarda tutti i paesi europei, naturalmente, non riguarda solo l'Italia, riguarda anche l'Irlanda, e l'Irlanda tra l'altro è da considerare un esempio importante, perché è uno dei paesi dove l'agricoltura la fa da padrona, In Irlanda agricoltura e digitalizzazione sono due elementi che vanno assieme. È il paese che ha investito di più in infrastrutture, in digitalizzazione e nello sviluppo della silvicoltura e dell'agricoltura. Purtroppo esiste un problema lungo la filiera, per cui i redditi agricoli vanno sempre più sostenuti, e questo, considerate, assorbe la parte più importante dei finanziamenti europei. La politica agricola comunitaria è la spesa maggiore che fa la Comunità Europea per i propri Stati membri. Però c'è proprio la mancanza di valorizzazione di questi prodotti, i cui prezzi, quando vengono venduti dal produttore, non coprono, non dico i costi, la fatica di produrre quei beni. Sono anni che se ne parla però, professor Minello, ma la filiera non si è mai accorciata, è rimasta sempre uguale, alla fine quello che guadagna è l'ultimo. Professor Minello, devo anche correre perché, come ho detto, la puntata sta scivolando verso la fine, ma a livello economico questo governo, come politica economica, com'è? Come lo vede dal suo osservatorio importante, professor Minello? Cosa sta facendo questo governo più degli altri o meno degli altri, o siamo sempre alla stessa storia? Ma allora,
lasciando da parte, diciamo, eventuali commenti politici, eccetera, dal punto di vista proprio tecnico, questo governo ha introdotto alcuni elementi importanti per lo sviluppo, però come agevolazioni per le imprese, per esempio, oppure agevolazioni anche per le famiglie, ma diciamo che la sensazione è che si siano avviati verso una strada giusta, ma siano solo all'inizio, cioè nel senso che le misure messe a disposizione non sono in grado di ribaltare la situazione, di invertire le tendenze, sia nel lavoro, sia nei redditi, sia per esempio nel sostegno alle famiglie. Tanto è vero che venerdì ci sarà un sciopero generale, proprio venerdì, che è l'8 marzo, la festa della donna, ma mi sa che feste proprio la donna anche a livello lavorativo non è proprio una festa, abbiamo ancora gli stipendi completamente diversi dagli uomini, anche se facciamo lo stesso lavoro, tanto per citarne uno. Prego, professore. Sì, quindi diciamo che, io so che questo può essere anche impopolare, però diciamo che da quando c'è stato il governo Draghi sono state impostate alcune misure che poi dopo sono state portate avanti, e anche questo governo, diciamo, ha investito in alcune delle misure che erano state già predisposte, per cui sicuramente sono misure che vanno bene, ma sono misure che nei numeri e nell'intensità non sono sufficienti. Cioè quello che si ripeto, solo dal punto di vista tecnico, non politico, quello che si rivendica è il fatto che le misure non cambino poi la realtà. Questo è la percezione che molti hanno dal punto di vista tecnico. Però, professore, mi scusi, Miriam prima ha detto una cosa importante che va veramente rimessa in gioco. Gli agriturismi non sono stati minimamente supportati da questa politica e si sono molto lamentati. Ma allora, piccolo e bello, ma chi se ne frega? Ma è possibile che in questo paese vincano sempre le lobby, professore? Perché alla fine sono loro che vincono e le lobby hanno il potere e stanno distruggendo il piccolo in tutti i settori. Prego, professore, poi sentiamo Miriam. Sì, questo è un problema che riguarda non solo l'agriturismo, ma riguarda tanti settori. Ci sono due visioni che si contrappongono. C'è chi vorrebbe puntare alla completa liberalizzazione dei servizi, pensiamo anche alla mobilità, pensiamo ai taxi per esempio, pensiamo al commercio, alle spiagge e a tanti altri ambienti, e c'è chi invece vorrebbe delle misure protettive, diciamo, che possano in un certo senso rappresentare una sorta di incubazione di queste imprese, come diciamo cercare di sottrarle alla concorrenza più spietata. Queste sono due visioni che vanno considerate poi assieme, cioè nel senso che bisogna preservare sicuramente la qualità e il ruolo sociale, non solo economico, che ha la piccola struttura, con la possibilità però di avere una concorrenzialità che è quello che ci chiede anche l'Europa. Quindi questa è una strada, e non è una strada semplice a dire la verità, attenzione. E purtroppo cosa succede? Succede che in realtà chi ha più potere di lobby riesce in qualche modo a avere un ritorno maggiore. Ed è ascoltato di più dalla politica, purtroppo, questo lo deve dire, lo dico io, indipendentemente dalla politica. Da tutta la politica le lobby hanno sempre vittoria. Come commenti, Miriam? Allora ringraziamo intanto il professor Alessandro Minello, economista. Volevo chiedergli anche del Park Vittoria, perché so che su questo tema lei può dire tante cose, ma non so se ce la faccio, ma voglio sentire anche Miriam. Come commenti queste parole? Le lobby sono potenti, le multinazionali sono potenti, però il piccolo è bello e tutti dicono comperato il piccolo. Sì, appunto. Prego. Perché sì, vendono a prezzi minori rispetto a noi piccoli che chiediamo di più, ma perché è proporzionale, è quello che produciamo noi rispetto a quello che producono loro. Ovvio che noi chiediamo di più, perché è poco ma di qualità, loro è tanto e la qualità è quella che è.
Però vedo anche adesso nei supermercati, negli ipermercati, che c'è questo angolo con prodotti a chilometro zero. Sono talmente furbi che si sono accorti di questo, guardate che non sfugge niente, no? E cosa hanno pensato? Allora, se vende il fruttivendolo, il prodotto a chilometro zero, io posso perdere quel potenziale cliente che oltre a prendermi il prodotto a chilometro zero mi prende anche gli altri prodotti, e allora faccio l'angolino del chilometro zero, così riacquisto quel cliente. Sbaglio o la vedi come me? No, l'ho vista, sì. È così? Sì, piccolo angolino, intanto vedo il chilometro zero. Ma se le inventano tutte, professor Minello? Ma sa, il marketing è la disciplina più importante oggi dal punto di vista proprio per molte aziende, quindi però guardi, sono sempre anche punti di vista, perché potrebbe anche essere il fatto che mettendo a confronto le due tipologie di prodotti diventi anche, come dire, un modo per informare il consumatore che quel prodotto a chilometro zero costa di più dell'altro prodotto, diciamo, industriale, proprio perché c'è una differenza tra i due prodotti. Quindi... Oppure nella grande città che non ha la possibilità di acquistare a chilometro zero, magari. Sì, cioè voglio dire, io per natura non sarei sempre negativo, ecco, da questo punto di vista, cioè nel senso che sicuramente chi vende lo fa per avere un profitto e per, diciamo, trarre il massimo, su questo non c'è dubbio, e diciamo non c'è neanche niente di male. Quello che è importante è che però il consumatore abbia scelta, abbia possibilità di scegliere e sia informato correttamente. Per cui se prima il prodotto di Miriam non arrivava nei supermercati e oggi arriva, io sono contento per Miriam, perché comunque può raggiungere una clientela che altrimenti non potrebbe raggiungere, per esempio, e può vendere le sue cacciotte a un prezzo superiore, proprio perché in quelle cacciotte c'è il sudore fisico della produzione di quel formaggio. Grazie, no? Professor Minello, ma devo chiudere con Miriam perché ormai il tempo, cosa dici? Arriveranno le tue cacciotte in questi supermercati? Speriamo, magari. Ci credi? Sì, dai, magari tra qualche anno. Allora, cosa vuoi dire alla politica, ai politici che ci stanno ascoltando? Siccome adesso abbiamo il coltello a parte del manico perché andiamo a votare, cosa chiederesti alla politica per i giovani? Di incentivarci di più. Di? Incentivarci di più, avere un po' meno ostacoli da superare. E che se siamo giovani, cioè siamo il futuro, insomma. Qui ti vedo con tua sorella, e tua sorella? Sì. Ecco, tutte e due questa passione? No, l'ho tirata dentro. Ma vuol dire che qualcosa c'è, dai. Lei è meno con le bestie, più... studia economia. Più tecnologica. Ha sentito, professore Minello? Studia economia e la sorella. Le vado a trovare, professore. Vado a farsi un bel giro a Valdobbiadene, così conosce queste due meravigliose sorelle. Allora, se detto mi questo... l'indirizzo vado a trovarle. Perfetto, io le do l'indirizzo, mi permetti di dare l'indirizzo al professor Minello, perché meritano veramente, grazie, sono veramente onorata di avere questi giovani veramente nella mia trasmissione tutte le mattine, ognuno con la propria attività, ma con una voglia, un ottimismo di riuscire che veramente deve essere premiato dalla politica. Grazie professor Alessandro Minello, economista, grazie Miriam Vanzin e sorella, imprenditrici agricole, grazie veramente, ci rivedremo e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. A pranzo! Grazie, arrivederci. Grazie. Riso agli ortaggi. L'Orisa sativa, nome botanico del riso, sarebbe comparsa per la prima volta più di 7 o 8.000 anni fa dalle parti dell'isola di Giava. Oppure, secondo un'altra ipotesi, proverrebbe dalla zona dei laghi cambogiani. Una controprova che non farebbe permanere dubbi sulla patria estremo orientale della specie viene dall'archeologia. Alcuni scavi dimostrerebbero che in Cina, già 7.000 anni fa, si coltivava e si consumava riso. Ingredienti per 4 persone: 300 g di riso, 500 g di melanzane, 500 g di peperoni, 500 g di zucchine, 2 decilitri di olio extravergine d'oliva, basilico, sale.
In una padella friggete in successione nel medesimo olio le zucchine tagliate a rondelle, le melanzane a dadini e i peperoni a listarelle. Lessate il riso al dente in acqua giustamente salata. Scolatelo bene e versatelo in una zuppiera. Conditelo con le verdure fritte e tutto il loro olio. Aromatizzate con molto basilico tritato. Questo piatto è buono sia caldo che freddo. Buon appetito!